Benvenuti a tutti. Oggi terminiamo la serie delle sessioni del Forum sul cambiamento climatico. La terza sezione è dedicata alla gestione delle acque e abbiamo tre relatori che sono esperti a livello non soltanto nazionale ma anche internazionale di gestione delle acque da diversi punti di vista. Il primo relatore è il professor Giorgio Roth della Scuola Politecnica, ordinario di Ingegneria dei Sistemi Idraulici e di Idrologia, che ci parlerà del cambiamento climatico, idrologia e gestione delle risorse. Dopodiché avremo il professor Benedetto Rocchi dell'Università di Firenze, del Dipartimento di Scienze di Economia e dell'Economia dell'Impresa, giusto? Che ci presenterà e ci farà vedere i legami che ci sono tra la componente economica e la componente scientifica di gestione idraulica e così via. Infine abbiamo spero che arrivi, ecco, bene, bene, bene. Allora la salutiamo, piacere. Piacere. Grazie, grazie. Allora, infine abbiamo appunto appena arrivata la dottoressa Elisabetta Trovatore, che è direttore scientifico dell'ARPAL, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Liguria, e nonché commissaria straordinaria ad aprile del 2024. Lei ci parlerà invece del monitoraggio e della modellistica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente a servizio della gestione integrata delle acque in un contesto di cambiamento climatico. Quindi abbiamo tre punti di vista diversi. Iniziamo con il professor Roth, prego. Dopodiché sentiremo anche altre due relazioni, alla fine faremo dibattito, domande, discussioni varie, eccetera. Grazie. Intanto che aspettiamo le diapositive, devo dirvi che è un grande piacere per me e anche un onore essere oggi qui con voi in questa accademia a parlare di temi, diciamo così vasti, così importanti e anche così potenzialmente impattanti, forse anche nell'immediato, ma certamente anche nel futuro, sulla nostra esistenza. Il titolo è quello che lega tre aspetti fra loro molto diversi, almeno dal punto di vista di chi si occupa di questi temi, anche purtroppo da molto tempo, che è da un lato il cambiamento climatico, che è stato oggetto di conferenze precedenti, è stato trattato in giornate precedenti e quindi diciamo in questa mia relazione non verrà particolarmente approfondito, mentre dedicherò un pochino più tempo agli effetti che questo cambiamento climatico che normalmente in questi giorni a cui viene aggiunta la parolina in atto, tanto per dire che non stiamo qui a dire che non c'è, ma siamo sicuri che c'è, l'idrologia e la gestione delle risorse, e quindi aspetti che portano un impatto di questo cambiamento sempre più vicino a quella che è la nostra vita di tutti i giorni. E partirei, mi sono chiesto diverse volte come iniziare questa conferenza e avrei potuto iniziare da molti aspetti diversi. Tutti sono più o meno contenuti in queste diapositive. Poi alla fine ho deciso per questa immagine che ricorda quello che noi forse tutti abbiamo visto alle elementari sul ciclo dell'acqua, quindi un qualche cosa che descrive l'acqua come una sostanza che evapora dagli oceani, dai laghi, dal terreno, attraverso le piante, viene raccolta in atmosfera e poi dopo piove nuovamente ed è sorgente
di vita per tutto il regno vegetale, il regno animale e gli esseri umani. Questo ciclo dell'acqua descrive alcuni luoghi in cui l'acqua è immagazzinata, il mare, l'atmosfera, le acque superficiali, le acque sotterranee, e descrive anche in modo pittorico quello che è il movimento dell'acqua da una di queste accumuli ad un altro, e quindi abbiamo l'evaporazione, la precipitazione e abbiamo il flusso dell'acqua sulla superficie del terreno nelle falde acquifere. Che cosa manca a questa immagine? Beh, un elemento molto importante: manca l'uomo e manca quello che l'uomo è in grado di fare e quanto l'uomo è in grado di interagire con l'ambiente circostante ed è in grado di modificarlo per adattarlo maggiormente alle sue esigenze. E questo è un lavoro che è durato per millenni, e il panorama che noi oggi vediamo in Italia in particolare, ma anche in molti posti del mondo, è il risultato di questa interazione fra un ambiente in qualche modo che noi potremmo anche sognare come ambiente naturale, e invece un ambiente che è il risultato di millenni di attività dell'uomo. Penso che sia inutile che io faccia esempi, ma certamente quello che troviamo nella nostra regione come prevalenza nei boschi, come terrazzamenti come modifica di quello che sono i corsi d'acqua naturali è il risultato di questo adeguamento che ha consentito all'uomo di passare da quelle fasi di uomo raccoglitore e cacciatore a degli insediamenti stanziali con un uomo che si dedicava principalmente all'agricoltura, poi agli insediamenti urbani e così via. Questa attività dell'uomo influisce su dove l'acqua è immagazzinata, su come l'acqua si sposta da una località, da una fonte di storage ad un'altra, e quindi ai flussi. E il cambiamento climatico interviene su questo, si sovrappone a questo e ha un impatto sulla quantità d'acqua disponibile, che potrebbe essere di più, potrebbe essere di meno, sulla sua distribuzione nello spazio e nel tempo, su quella che è la qualità dell'acqua. E queste caratteristiche, quantità, distribuzione spazio-temporale, qualità, hanno un impatto sulla possibilità che noi abbiamo di usare l'acqua e di proseguire in un utilizzo dell'acqua conforme a quello che ci aspettiamo, conforme a quello che è stato nei secoli passati. Il clima in questa diapositiva lo trovate in alto a sinistra, interagisce, è il motore principale dell'idrologia. Quando si parla di clima, di solito si parla di quantità medie su un periodo temporale sufficientemente lungo, per esempio un mese. Quando si dice che il clima di una regione si descrive come un clima arido, semiarido, tropicale, non si intende certo dire che qual è il tempo che fa oggi o qual è il tempo che faceva nei giorni scorsi, si intende descrivere quello che è un comportamento medio. Chiaramente questo comportamento medio poi si trasforma, si traduce in componenti che danno inizio al ciclo idrologico che vedevamo prima. La componente principale che tutti noi immaginiamo è certamente la precipitazione, e quindi deriva da quelle acque atmosferiche che trovate in alto in questa diapositiva. Le acque atmosferiche possono generare precipitazione,
ricevono acqua sotto forma di evapotraspirazione dalle superfici libere, dal terreno, attraverso le piante. Le acque superficiali sono il movimento dell'acqua sulla superficie terrestre sotto forma di scorrimento superficiale, di fiumi, laghi, eccetera. Le acque superficiali comprendono la parte solida e la parte liquida, quindi comprendono quelle acque che sono catturate allo stato solido sulla superficie del terreno e quindi le calotte polari, i ghiacci che tanta importanza hanno nel gioco legato al cambiamento climatico. Poi abbiamo le acque sotterranee che potremmo dividere in un qualcosa che sta più vicino alla superficie del terreno, cioè il suolo, oppure acque profonde, acque sotterranee. E infine le acque salate. Abbiamo anche qualche lago salato, ma principalmente i mari e gli oceani. Tutto questo è il campo proprio dell'idrologia. Idrologia che è appunto una scienza che studia il comportamento dell'acqua nelle sue diverse fasi, solido, liquido e aeriforme, e nel passaggio da uno stato all'altro e da un immagazzinamento attraverso un flusso ad un altro immagazzinamento. L'acqua inevitabilmente poi diventa una risorsa per l'uomo e quindi come tale, per essere una risorsa, è limitata in quantità e qualità e noi cerchiamo di utilizzare l'acqua attraverso opere per diversi scopi ben distinti che sono molto in competizione fra di loro. Qui ne ho ricordati alcuni dei principali e che, diciamo, sui quali tornerò verso, diciamo, la fine di questo mio intervento. Uno è ovvio l'approvvigionamento idrico civile, acquedotti a servizio di una città, che è comunque un utilizzo che noi sperimentiamo tutti i giorni e in assenza del quale avremmo enormi problemi. Approvvigionamento per scopi industriali, approvvigionamento per scopi irrigui, ma anche produzione di energia da fonte idroelettrica, allontanamento dei reflui e quindi aspetti legati alla qualità dell'acqua, ai sistemi di drenaggio urbano, alle fognature. Controllo delle piene e delle siccità e quindi passo al tema di quando di acqua ce n'è troppa in un periodo di tempo molto breve, una piena, oppure di quando ce n'è troppo poca, una siccità. Ma anche tanti altri temi che potrebbero essere importanti in altre regioni, in altre nazioni, trasporto sui corsi d'acqua, un qualcosa che in Italia purtroppo è poco utilizzato e poco si presta il sistema italiano a questo, ma anche usi ricreativi della risorsa idrica. Ops. Cambiamento climatico qui è riassunto in questo mio intervento in queste due immagini, perché io sono convinto che è già stato trattato certamente da chi mi ha preceduto. Mi spiace di non aver potuto seguire quelle conferenze, ma le mie ore di lezione sono esattamente al giovedì pomeriggio e quindi oggi ho lasciato libertà agli studenti, ma non potevo lasciargliela anche negli altri pomeriggi. Cambiamento climatico significa sostanzialmente aumento della temperatura. Io semplifico troppo, mi rendo conto di semplificare, però è necessario. Il diagramma che vedete a sinistra, il famosissimo hockey stick, quindi mazza da hockey, mostra sostanzialmente come la temperatura media negli ultimi millenni, questi sono gli ultimi 2000 anni, si sia sostanzialmente mantenuta quasi costante in un periodo che è l'Olocene
per poi cambiare molto rapidamente, è il tratto più scuro, a partire, diciamo, dal 1950 circa, periodo che alcuni hanno proposto di denominare antropocene, mentre questo, diciamo, forse non è ancora ufficialmente entrato nella denominazione. Ma quindi un periodo in cui si sostiene, probabilmente con ragione, ci sono molti altri diagrammi di questo tipo che potrebbero essere utilizzati per dimostrare che effettivamente esiste un effetto dell'azione dell'uomo, principalmente per la produzione di energia, per l'emissione di gas clima alteranti, di cui il principale, ma non il solo, è la CO2, ma anche abbiamo emissioni di metano, emissioni di clorofluorocarboni e sostanze simili che in atmosfera, rilasciate in atmosfera, provocano quello che è chiamato effetto serra. E insieme a questo diagramma potrebbero essere utilizzati moltissimi diagrammi legati alla crescita del PIL, legati a tutta un'altra serie di indicatori, e tutti questi mostrerebbero un segno concorde, quindi mostrerebbero un andamento molto simile a quello che vedete qui, eh, tutti a rinforzare l'idea che possa essere effettivamente l'attività umana a influenzare quello che è l'aumento della temperatura media sul nostro pianeta. Sulla destra vedete una previsione da modello di cambiamento climatico che vi mostra una previsione al 2050 di come potrebbe cambiare il deflusso superficiale medio annuo, quindi la portata, la quantità d'acqua che scorre sulla superficie terrestre, per esempio attraverso il sistema di drenaggio dei fiumi, dei corsi d'acqua, dei laghi. In rosso le parti che, secondo questa previsione, avranno una decrescita del deflusso, e via via sempre più verso il blu le parti invece che vedranno un aumento di questo deflusso. Ovviamente si tratta di un deflusso medio. I modelli di climate change, di cambiamento climatico, sono dei modelli appunto climatici e quindi non sono in grado di descrivere la dinamica del sistema, ma descrivono uno stato atteso, uno stato medio atteso futuro. E noi sappiamo che c'è molta differenza fra uno stato medio atteso e quello che invece si realizza nei mesi, nei giorni, a volte nelle ore. Se parliamo, per esempio, come verrà fatto oggi pomeriggio, di inondazioni, parliamo di eventi che hanno durata dell'ordine, a seconda del sistema idrografico che viene investito, delle ore, dei giorni. E un modello di cambiamento climatico non è in grado di scendere a quel livello di dettaglio. Però alcune cose possono essere in qualche modo modellate, appunto la temperatura, l'umidità del suolo. La precipitazione non è modellata, è derivata in forma parametrica, cioè si realizza un legame ipotetico fra il contenuto di umidità dell'atmosfera e la precipitazione. Se cambia il clima, cioè se aumenta la temperatura, allora anche le componenti del ciclo idrologico, sia per quanto riguarda gli accumuli che ho descritto in atmosfera, sulla superficie terrestre, come acque sotterranee, nei mari e negli oceani, cambiano. E insieme a questi cambiano anche i flussi che spostano acqua da una località ad un'altra, e quindi il flusso di evapotranspirazione, il flusso di precipitazione, la fusione dei ghiacci, il deflusso superficiale, il deflusso sotterraneo. Questi elementi che io chiamo flussi connettono i diversi sistemi: atmosfera, oceano, terra, acque sotterranee. E la domanda è: ma allora l'acqua come risorsa, e quindi
la nostra esigenza di gestire la risorsa per cercare di ottimizzare il nostro benessere, l'economia, deve cambiare oppure può rimanere la stessa? Che impatto ha il clima sull'idrologia e quindi sulla disponibilità di acqua nello spazio e nel tempo? Che impatto ha questo cambiamento dell'acqua sulla gestione delle risorse? Esiste incertezza sul fatto che il clima cambi e di quanto cambierà, perché ovviamente questo cambiamento dipende dalle strategie, in questo caso strategie di mitigazione, che verranno, io spero, messe in atto il più presto possibile o comunque in un futuro assai vicino a noi. Quindi esiste incertezza nella modellazione del cambiamento climatico, esiste incertezza nella politica che vorremmo darci per contrastare il cambiamento climatico e questa incertezza, quando io passo agli effetti del cambiamento climatico sulle quantità importanti, rilevanti dal punto di vista idrologico, voi capite immediatamente che non può che aumentare, perché io cerco di prevedere conseguenze ad una scala spazio-tempo molto più piccola, non più dell'ordine dei mesi e delle decine di chilometri, ma dell'ordine dei giorni, dei chilometri. Quindi l'incertezza aumenta e aumenta ancora se parlo di gestione della risorsa. Quindi tutto quello che io oggi pomeriggio vi racconto è soggetto a grandissima incertezza. Lo stesso, almeno a mio parere, dovremmo tenere conto di questi possibili effetti, perché non possiamo attendere che si presentino. Oggi ci sono sicuramente molti segnali che vanno nella direzione di confermare il cambiamento climatico, ma esistono anche componenti della società che sono scettiche rispetto a questo cambiamento, che sono scettiche rispetto all'impatto che questo cambiamento potrebbe avere sulla nostra vita. E torno all'immagine del ciclo dell'acqua per cercare, usando appunto questa diapositiva, di entrare un pochino più nel dettaglio, di dire che cosa mediamente la comunità scientifica si aspetta che potrebbe succedere per quanto riguarda la parte idrologica. Quindi vedete che da questa immagine l'uomo per adesso è sparito, è stato nuovamente rimosso. E partirei forse più dai flussi che non gli americani, gli inglesi usano la parola pool, che è piscina. Dire piscine non mi sembra tanto carino, no? Da dove l'acqua è immagazzinata, mare, atmosfera, acque sotterranee. Quindi quelle che sulla parte sinistra hanno un fondo leggermente più chiaro rispetto a quelle che invece hanno un fondo, diciamo, leggermente più scuro a partire da evapotraspirazione. E quindi parto da quelle, parto dai flussi per cercare di descrivere questo cambiamento che ci aspettiamo. Evapotraspirazione vuol dire il fatto che l'acqua torni in atmosfera, un'acqua che si trova sulla superficie del suolo, nello strato superficiale del suolo, nei mari e negli oceani, ritorni in atmosfera. Ora, se quest'acqua è disponibile, se io aumento la temperatura, capite immediatamente che la quantità che torna in atmosfera è superiore. L'atmosfera ha una temperatura superiore e quindi è in grado di accogliere più acqua. Molti citano in questi giorni, in questo periodo, l'equazione di Clapeyron,
che sostanzialmente dice che per ogni grado in più di temperatura l'atmosfera è in grado di trattenere il 7% in più di acqua. Una volta che io in un'estate particolarmente calda ho accumulato tutta questa acqua in atmosfera, il 7% in più per ogni grado certamente è una quantità veramente molto rilevante, e allora ci chiediamo, quando arriva un fronte freddo di quest'acqua, che cosa accade? Beh, accade che io ho, secondo blocchetto, una precipitazione più intensa. E questo è un legame immediato, diciamo sicuro, e quindi io molto tranquillamente posso dire che ci aspettiamo un maggior numero di eventi intensi, e quindi che la frequenza delle inondazioni, la intensità di questi eventi è destinata ad aumentare. Non posso dire però che la quantità d'acqua a scala annua è destinata ad aumentare, perché ho anche un aumento di temperatura, una radiazione solare, una capacità di trattenere acqua in atmosfera quando questa disponibilità di acqua non c'è. E quindi io sottraggo al suolo, allo strato superficiale del suolo, l'umidità in esso presente, e quindi vado verso una condizione di un suolo che è sempre più siccitoso, quindi meno in grado di alimentare il sistema della vegetazione, quindi vado verso una siccità. La precipitazione, secondo blocchetto, precipitazione liquida, precipitazione solida. La precipitazione liquida, per quanto riguarda le medie, quindi precipitazione media annua, media mensile, in alcune zone della Terra è destinata ad aumentare, in altre zone è destinata a diminuire. Quindi questo è un qualche cosa che modificherà la distribuzione spaziale della precipitazione. La componente solida, componente liquida è fondamentale per tutte quelle zone dove sia presente una copertura nevosa, una copertura con ghiacciai, perché se la precipitazione nevosa sotto forma nevosa diminuisce, se l'immagazzinamento dell'acqua superficiale sotto forma ghiacciaio diminuisce, allora io ho un effetto su quello che è la portata nei corsi d'acqua, che trasferisce acqua dalla stagione estiva, scioglimento delle nevi, scioglimento dei ghiacciai, alla stagione invernale, perché se io non ho il ghiacciaio che accumula neve o acqua sotto forma solida, nell'inverno avrò una portata più alta nel corso d'acqua, e questo corrisponderà ad una magra, ad una condizione di siccità nell'estate. Il progressivo ridursi dei ghiacciai diminuisce anche molto quella che è chiamata albedo, cioè la capacità della superficie terrestre di riflettere in atmosfera l'energia entrante. La superficie di un ghiacciaio, essendo una superficie molto chiara, tende a riflettere questa energia e a rimandarla, diciamo, nello spazio. Se io riduco la superficie dei ghiacciai, diminuisco quella che è l'albedo, la terra si riscalda di più. Si riscalda di più sia nelle terre emerse, ma anche nei mari, perché se diminuisce la copertura di ghiaccio del polo sud, del polo nord in corrispondenza alla presenza di acqua sotto, l'acqua del mare assorbe maggiormente la radiazione e quindi viene meno riflessa indietro. Quindi qui esiste un'interazione positiva, perché il calore fa sciogliere il ghiaccio, riduce la superficie dei ghiacci, e quindi la Terra è più propensa ad aumentare ulteriormente la sua temperatura. Eh,
Si poteva sospettare che anche la presenza di nubi tendesse ad aumentare l'effetto serra. La presenza di più vapore in atmosfera, da un lato, in qualche modo inibisce il ritorno dell'energia dalla superficie terrestre verso lo spazio, d'altra parte però riduce anche l'impatto dell'energia esterna verso la Terra e quindi sembra che questo, almeno questa retrazione positiva, sia scongiurata su questa parte. Rimane la parte molto importante dei ghiacci ed è per questo che molti fisici dell'atmosfera, molti che si occupano di cambiamento climatico, partono sempre dalla descrizione dei ghiacci, perché questi sono effettivamente fondamentali. In località che non hanno ghiaccio, beh, torna quello che dicevo prima come aumento degli eventi intensi, ma anche un aumento di quello che potrebbero essere le condizioni di siccità, un suolo che potrebbe non trovarsi in condizioni ottimali per ricevere la precipitazione. Il flusso superficiale, ne ho già un po' parlato, risente di questo, specialmente attraverso la parte di fusione, e quindi potrei avere in bacini come possono essere il bacino padano del fiume Po un trasferimento di portate dall'estate, primavera-estate, scioglimento dei ghiacci, ad un flusso maggiore nell'inverno che porta però a una magra estiva più pronunciata. Per quanto riguarda il flusso sotterraneo, gli acquiferi, quelli più profondi hanno un legame minore su quelle che sono le vicende sulla superficie, quelli più vicino alla superficie terrestre invece, specialmente se andiamo nella parte di suolo, quella più prossima alla superficie, l'effetto potrebbe anche essere un effetto importante. Questo complessivamente, diciamo, ho trascurato alcune cose, non vi parlo dell'incremento del livello di medio mare, che però certamente è molto importante, per aumento della temperatura del mare. Tutti quanti noi, penso lo abbiamo sentito quest'estate, no? Il mare ad una temperatura che non era mai stata raggiunta, secondo me, nel passato, o perlomeno io non avevo mai sperimentato, il fatto che ogni anno noi continuiamo a bruciare un anno dopo l'altro un record di temperatura media anno. Il 2024 come temperatura media sembra destinato a superare il 2023 che aveva superato il 2022 e così via, così via. Ma dov'è l'acqua? Quando io vi parlo di questi flussi e vi parlo di acqua che si sposta da una parte all'altra ed è accumulata in questo o in quello, dove si trova l'acqua? E beh, per il 93% si trova come, scusate, devo mettere gli occhiali, mi rendo conto, questo era il 96%. 96% negli oceani e nei mari, quindi è acqua salata, non è immediatamente disponibile per il nostro utilizzo. Poi abbiamo delle acque sotterranee saline, dei laghi salini, infine le acque dolci. Le acque dolci sono il 2,5% dell'acqua disponibile sulla Terra. Questo insieme non può cambiare. Quindi l'insieme dato dalle oceani e mari più acque dolci è un qualcosa di invariante. Di acqua sulla Terra c'è questa quantità. Noi con la nostro, i cambiamenti climatici naturali, i cambiamenti climatici antropici possono spostare acqua da una parte all'altra. Per esempio, delle acque dolci, ben l'1,74% sono nelle calotte artiche e nei ghiacciai, è sotto forma solida. E quando noi pensiamo all'acqua usata per un acquedotto e la andiamo a cercare, dove andremo a cercarla? Beh, nella nostra regione in un corso d'acqua. I fiumi contengono lo 0,0002% dell'acqua. L'atmosfera, questa specie di incredibile condizionatore che
preleva energia ai tropici, calore ai tropici e lo ripartisce nord-sud alle medie latitudini, contiene lo 0,001% dell'acqua. E se andassimo a pensare di utilizzare un'acqua sotterranea, nel loro insieme sono lo 0,76, ma quelle ad una profondità eh, alla quale noi pensiamo di ragionevolmente arrivare, ma saranno forse lo 0,1%. E allora, se noi possiamo forse cambiare questa ripartizione fra dolci e salate, fra solide e liquide, pensate a quanto potrebbe essere facile cambiare la parte atmosferica da 0,001 a la raddoppiamo 0,002. Cioè anche intuitivamente è un qualche cosa che in fondo sembrerebbe ed è molto più facile che non cambiare la quantità totale che è impossibile. Ed è quindi sono questi cambiamenti quelli coi quali dovremmo confrontarci. Ma se andassimo a fare un pochettino un ingrandimento, beh, vedremo che di acqua non è che in tutti i continenti ce n'è tanto uguale. In questo diagramma voi vedete la precipitazione in millimetri anno sui diversi continenti. Vedete la evapotraspirazione in millimetri anno, è un po' come un velo d'acqua che raggiunge ogni anno i continenti. Di questa parte una parte torna all'atmosfera, una parte scorre sulla superficie. Quello che scorre è Q e questo può effettivamente essere quello usato dall'uomo. E qui dipende da quante sono le persone, quindi non dipende soltanto da quanto scorre, ma dipende da quante persone usano quella risorsa. E se allora guardiamo il Q piccolo, che è la portata, la quantità d'acqua disponibile per ognuno di noi all'anno, questa cambia a seconda del continente in cui mi trovo e poi evidentemente cambia se io mi sposto all'interno del continente. Ma guardando alla scala del continente, la diapositiva precedente si riferiva alla scala globale del mondo, adesso sono sceso, poi mi fermo, sono sceso alla scala dei continenti, ma allora io vedo che un europeo ha a disposizione circa 2100 metri cubi all'anno, un asiatico 1960 metri cubi all'anno, una persona che viva nel Nord America sale a 7100, una persona del Sud America a 20.700. Poi evidentemente ci sono dei forti cambiamenti all'interno, perché sappiamo bene che la pioggia media annua sulla Liguria, ma è ben superiore ai 690 millimetri, sarà superiore quasi a 3 volte tanto in alcune località della nostra regione. Però questo dà un'idea della risorsa a scala dei continenti. Che uso facciamo di questa risorsa? E qui interviene quello che è l'impronta idrica di ognuno di noi, dell'umanità, sul quale poi seguirà anche l'intervento successivo, quindi io qui vado un pochino più veloce. Un'acqua che può trovarsi alternativamente nel suolo sotto forma di umidità del suolo, non ricarica le falde acquifere, non scorre nei fiumi e quindi non può essere usata per l'alimentazione, non può essere usata per un acquedotto, non può essere usata per un'industria. L'acqua verde è usata a fini agricoli. Se io attuo un'agricoltura non irrigua, e quindi mi affido alla precipitazione, io uso un'acqua che è un'acqua verde e quindi è la precipitazione sulla terraferma che non scorre, non ricarica le falde acquifere. Questo è l'utilizzo che viene fatto, quindi l'impronta idrica su questa
parte dell'acqua, quindi umidità nel suolo. Simili impronte sono disponibili per l'acqua dolce superficiale e sotterranea, e qui capite bene che la competizione fra i diversi usi si fa molto forte, perché se la uso per scopi irrigui non posso più destinarla a scopi idropotabili, non posso più destinarla a scopi industriali, quindi qui competono i diversi utilizzi. Oppure posso usarla, scusate, come elemento per allontanare sostanze indesiderabili, e quindi io in qualche modo devo rilasciare degli inquinanti, li rilascio in un corpo idrico. L'acqua grigia è un indicatore dell'inquinamento, e vedete qui, diciamo, dove è più scura e più forte l'impatto in termini di produzione industriale, in termini di inquinamento. Vedete che è molto scura sulla parte della Cina, per esempio, ma se riuscite, io mi auguro a vederlo anche nella nostra pianura padana, ha un impatto molto forte. Quindi anche in quella zona, ma un po' in tutta l'Europa, l'impronta idrica grigia è forte. A partire da questo io potrei sommarlo per utilizzo e dire l'acqua in agricoltura, quindi somma dell'acqua verde, dell'acqua blu, dell'acqua grigia usata in agricoltura, questa è la distribuzione dell'impronta idrica. Notate che la scala è 1000 millimetri all'anno, quindi come se fosse una profondità di 1 metro sul terreno dove è più rossa, e la potete confrontare con l'impronta idrica dell'industria. Qui la scala è diversa e le zone scure sono molto meno, perché l'impronta idrica dell'industria è molto più piccola dell'impronta idrica a scopi irrigui agricoli e dell'uso domestico. Anche qui la scala è più piccola. Complessivamente potremmo immaginare che sia il 70% per fini agricoli, 20% per fini industriali, 10% per fini civili. Queste sono le competizioni, grossolanamente. Eh, per categoria di prodotto, e quindi qui andiamo a sommare per i prodotti. La gran parte va in cereali, carne, latte. La parte legata alla produzione industriale è 65 metri cubi all'anno per ognuno di noi. La parte in cereali è 372 metri cubi all'anno. Quello che usiamo per scopo domestico è circa 53 metri cubi all'anno per ogni persona, e così via. Quindi qui vedete i componenti, sono quasi tutti componenti legati all'agricoltura, all'allevamento di animali, piuttosto che non agli aspetti industriali o agli usi civili. Oppure potrei guardare quella che è l'impronta idrica delle singole nazioni. E se mediamente l'impronta è di circa 1300 metri cubi per persona per anno, in alcuni stati questa può aumentare. Negli Stati Uniti da 1200 passa a 2800, in altri, Cina, India, scende a 1000. Il nostro paese se la cava bene perché l'impronta idrica dell'Italia è circa 2300 metri cubi pro capite anno. Questo è dovuto sicuramente a un certo tenore di vita, a un certo benessere, ad un PIL elevato del nostro paese, è dovuto anche alla posizione geografica del nostro paese, quindi a quella che è l'evapotraspirazione, il ritorno in atmosfera dell'acqua per gli usi agricoli. In altri stati questo consumo elevato, pensiamo per esempio agli Stati Uniti, potrebbe essere legato alla dieta che favorisce molto le carni e a un elevato consumo di prodotti industriali. Questa è l'impronta idrica delle nazioni, quindi mi sto spostando pian pianino verso la risorsa, da quello che era la parte fisica dell'idrologia verso un uso dell'acqua. Vedete che l'Italia vale il 2% dell'uso complessivo mondiale, e la Cina il 16%, gli Stati Uniti il 10%.
E quindi noi quest'acqua l'abbiamo inglobata in un prodotto che è un prodotto agricolo, un prodotto industriale. Qui sono soltanto prodotti legati all'agricoltura. Però ovviamente dovete pensare a qualsiasi tipo di prodotto, anche questo telecomando, il microfono, per la loro produzione è stata usata dell'acqua. E quindi in qualche modo virtualmente se io sposto il telecomando, sposto anche dell'acqua. Se io bevo una tazzina di caffè, io sto consumando 140 litri d'acqua. Molto nel paese, che non è l'Italia, in cui quel chicco di caffè è stato coltivato. E poi, avendo trasferito il caffè, io ho virtualmente trasferito anche l'acqua che è stata utilizzata per crescere quella pianta. Un solo hamburger sono quasi 2,5 metri d'acqua, un volume anche rilevante. E allora di questo commercio complessivo, di questo spostamento di volumi idrici, dovremmo in qualche modo tenere conto. E il nostro paese importa circa 101 gigametri cubi all'anno. È tanto, è poco? Beh, sicuramente non è una frazione piccola, è una frazione rilevante di quello che è il nostro utilizzo della risorsa, potrebbe essere vicino al 30%, non ho fatto il conto specifico. Vedete che il nostro paese è segnato in rosso. Il principale importatore, io qui sto guardando soltanto la parte di importazione, sono gli Stati Uniti, però non sto guardando all'esportazione di acqua con 234 gigametri cubi, il Giappone 127 e così via. E allora io posso pensare anche che questo spostamento di acqua, il fatto che dei prodotti, specialmente agricoli, vengano coltivati in certe zone piuttosto che non in altre, porti con sé un risparmio della risorsa. In un mondo ideale io dovrei coltivare ogni prodotto nella zona più opportuna, no? Dove io consumo meno acqua. Ed effettivamente questo è abbastanza vero. Complessivamente c'è un risparmio di risorsa del 4%. Quindi se ogni paese coltivasse i prodotti che usa e producesse gli oggetti che usa all'interno dei propri confini, si consumerebbe più acqua a livello globale. Quindi questi scambi fanno diminuire il consumo, attuano complessivamente un risparmio che è valutato nel 4%. E questo spostamento di beni comporta lo spostamento di circa un quinto della risorsa idrica, quindi circa il 20% della risorsa idrica di ogni paese non è destinato al consumo interno, ma è destinato all'esportazione. E quindi chi importa acqua risparmia la sua acqua. Se io importo le mele, i pomodori, le automobili, beh, quell'impatto non si ha sulla mia risorsa, ma si ha sulla risorsa di chi mi ha venduto quei beni. E quindi alcuni risparmiano moltissimo. Il Giappone risparmia 134 gigametri cubi anno. L'Italia però è al terzo posto, 54 gigametri cubi anno. Quindi tanti degli oggetti che noi usiamo, tanti di quello che noi ci cibiamo, hanno una provenienza che non è italiana, hanno una provenienza che va guardata, va cercata in altri paesi. E questa è la nostra impronta nel mondo, come acqua verde, acqua blu e acqua grigia. Quindi il nostro consumo di beni ha un impatto sulla risorsa idrica locale, ma anche sulle risorse idriche globali di numerosissimi paesi. In basso a destra avete il totale. Questo, diciamo, è la situazione
non ad oggi, questi hanno purtroppo già qualche anno, queste immagini, e ci fa vedere certamente che noi in questo modo risparmiamo, ma ci fa vedere che noi siamo soggetti a sentire le conseguenze di questo commercio globale. Se qualcosa accade alle risorse idriche americane, se qualcosa accade alle risorse idriche indiane, questo ha un impatto immediato su di noi. E quindi il cambiamento climatico che ha impatto in zone diverse da quelle dove noi abitiamo, ha comunque un impatto sulla nostra vita attraverso questi legami commerciali. Quindi si trasferisce attraverso il trade, il commercio di beni, si trasferisce su di noi, facendo aumentare, più noi utilizziamo beni in qualche modo provenienti da altre aree, aumenta la nostra dipendenza, diminuisce la nostra autosufficienza idrica, in qualche modo cambia un po' la fragilità che noi abbiamo nei confronti di quello che succede nel mondo. Un qualcosa che potrebbe essere legato al concetto di sovranità alimentare, che oggi ha cambiato il nome del Ministero dell'Agricoltura in questi anni. Questa sovranità già oggi è un pochettino messa a rischio se noi un qualcosa come il 30% dipendiamo dall'estero, ma non voglio entrare, diciamo, in questi dettagli. E adesso veniamo alla parte ingegneristica, finalmente. Che cosa possiamo fare? Certamente mitigare. Mitigare è un qualche cosa che riduce il problema alla fonte. Non uso più combustibili che abbiano come conseguenza l'emissione di CO2, cerco di modificare quello che è il sistema energetico complessivo, ma questo è un qualche cosa che è un compito delle nazioni nel loro insieme. Nel frattempo possiamo contrastare gli effetti del cambiamento climatico attraverso l'adattamento, cioè cambiare le nostre abitudini, cambiare il modo in cui noi immagazziniamo, usiamo l'acqua per cercare di avere un impatto che sia il più piccolo possibile. Questo può essere fatto in diversi modi, in diversi sistemi. Io non credo che sia interessante che io vada a leggere ognuno di questi punti, lo potete fare mentre magari io li commento, e sono divisi per utilizzo dell'acqua, perciò ce ne sono anche altri, non è soltanto questa di tabella, e distinta un po' come offerta e domanda. Dovete leggerla in un modo, diciamo, non troppo rigido, questa offerta e domanda. Offerta in questo caso, beh, qui entriamo in un punto che ha dei confini molto vicini alla parte economica, che mi seguirà, ma è comunque sempre un sorta di bilanciamento fra costi e benefici. Da un lato l'offerta qui è, per esempio in questo caso, cosa può fare un sistema acquedottistico. La domanda cosa può fare o cosa può essere chiesto ad un utente. E vedete diversi punti, poi magari in domande, magari alla fine di queste presentazioni possiamo vedere i singoli punti. L'approvvigionamento idrico comunale è destinato a sentire molto il cambiamento climatico? Probabilmente no, o perlomeno in certe zone probabilmente no. Per esempio, nella nostra città probabilmente no. Perché? Beh, perché sono molti gli stress diversi, in positivo e in negativo, che colpiscono questi sistemi. Non esiste soltanto il cambiamento climatico.
Pensiamo a Genova. I genovesi ricordano sicuramente, almeno quelli che hanno la mia età, la crisi idrica dell'inizio degli anni Ottanta e quindi il razionamento idrico, il fatto che di acqua dai rubinetti non ne usciva anche per molte ore, se non giorni consecutivi. Che cosa è cambiato da allora? Abbiamo cambiato molto il sistema? Un po' sì, abbiamo interconnesso gli acquedotti. Un'operazione in fondo non particolarmente complessa, qualche tubo qua e là. Dal punto di vista gestionale complessa perché erano acquedotti fra loro indipendenti, mentre oggi sono collegati da un unico soggetto che li governa. Ma anche abbiamo vissuto, ancora più importante, una deindustrializzazione del nostro paese, scusate, della nostra città, che ha visto per esempio l'abbandono della produzione dell'acciaio. E l'acciaio ha un impatto sulla risorsa idrica altissimo. Da quando le acciaierie sono state chiuse, a Genova di problemi di risorsa non se ne sono più avuti. Quell'impatto, la chiusura delle acciaierie, è sicuramente molto più forte di quello che ci aspettiamo come cambiamento del clima. E quindi non ci aspettiamo che il cambiamento climatico abbia un forte impatto sull'aspetto acquedottistico genovese. Certamente il ponente della nostra regione subisce già oggi una forte pressione e quindi lì certi collegamenti, qui è ricordato il trasferimento interbacino, che è quello che sembrerebbe essere la soluzione per il ponente, ma sono anche ricordati i costi e il potenziale impatto ambientale. E quando leggete queste cose tenete conto che tutti i commenti sono un po' destinati ad un pubblico globale, non locale, quindi i commenti non sono destinati a Genova, alla Liguria, hanno una valenza un pochettino più ampia. Irrigazione è, diciamo, il settore su cui ci aspettiamo l'impatto maggiore di tutti, perché cercare di diminuire, scusate, di aumentare la disponibilità di acqua per la parte agricola è veramente molto problematico e quindi aumentare questa capacità è veramente problematico, costoso e dal forte impatto ambientale. Dall'altra parte noi potremmo cercare di aumentare l'efficienza nell'irrigazione, ma qui molto è già stato fatto. Potremmo aumentare la tolleranza della coltura alla siccità, però qui noi stiamo chiedendo di utilizzare un'ingegneria genetica, che per esempio nel nostro paese è un qualche cosa che noi non desideriamo. Così come mi immagino che questo pubblico non desideri smettere di coltivare basilico per passare alla coltivazione, che so io, di kiwi o di mango, no? E quindi anche il cambiare modelli di coltivazione forse nel nostro paese non è visto bene. Possiamo continuare a usare OGM prodotti in altre nazioni, visto che oggi li importiamo e li distribuiamo, e dovremmo porci il problema. Questo è probabilmente il settore su cui più di ogni altro possiamo aspettarci che ci sia un impatto a scala globale, quindi l'intero pianeta, ma anche a scala nazionale. Approvvigionamento industriale e raffreddamento delle centrali elettriche, sì, potrebbe esserci un impatto, ma è sicuramente un impatto che va a unirsi a molti altri sollecitazioni che questo tipo di produzione ha e quindi a cambiamenti in altri aspetti che potrebbero essere, per esempio, il prezzo dell'energia e cose di questo tipo. E quindi ci aspettiamo che l'impatto non sia poi così elevato come quello della parte agricola. Generazione di energia idroelettrica vale un po' quello detto prima per la parte
industriale in generale. Qui c'è una difficoltà grande nel cercare di aumentare la capacità degli invasi, che indubbiamente ha dei feedback ambientali molto forti e dei grandi costi, oppure nel cambiare il macchinario, che anche qui ha dei costi elevati. Forse una gestione più accorta della riserva acqua, avendo a disposizione un serbatoio e quindi previsioni sia meteo che stagionali, che sono sempre più affidabili, potrebbero migliorare la gestione della risorsa idrica. Controllo dell'inquinamento e quindi il fatto che le portate tendano a diminuire e quindi che il periodo di siccità sia più prolungato fa sì che diminuendo il volume transitante, la concentrazione di sostanze indesiderabili tende ad aumentare e quindi l'inquinamento aumenta sia come concentrazione, ma anche la temperatura più alta favorisce il consumo dell'ossigeno e quindi si hanno quei processi di eutrofizzazione, di crescita algale, eccetera, e quindi abbiamo dei problemi da questo punto di vista. L'ultimo sarà oggetto di una relazione e quindi non entro tanto nel dettaglio, però qualcosa devo pur sempre dire anche su questo aspetto. Qui domanda e offerta, beh, noi come offerta di cittadino, questo un tecnico che lavora in questo settore potrebbe guardarlo come aspetti strutturali o non strutturali, quindi sulla sinistra gli aspetti strutturali, vogliamo continuare ad aumentare quello che è l'altezza delle arginature, la dimensione degli invasi usati per cercare di sottrarre volumi all'onda di piena? Possiamo andare in questa direzione? Certamente non è economico, certamente ha un impatto ambientale abbastanza forte. Alcuni chiedono di gestire meglio il bacino idrografico e quindi favorire l'infiltrazione, attuare una serie di microinterventi, tutto quello che normalmente va sotto quello che viene chiamata manutenzione, manutenzione degli alvei, ma anche manutenzione delle superfici. E questo è un qualcosa che certamente è, diciamo, un'operazione molto importante dal punto di vista economico e certamente efficace, però per eventi di modesta intensità ed alta frequenza. Eh, Noi peraltro in questi giorni abbiamo dei segnali inequivocabili. Io ho usato questa immagine che è un'inondazione recente del deserto marocchino, in un posto dove di inondazioni non se ne vedevano da moltissimi anni, però lunghissimo potrebbe essere l'elenco. Mentre io vi sto parlando, la Sicilia è soggetta ad un'inondazione. Valencia pochi giorni fa, la regione Emilia-Romagna quest'anno e l'anno scorso, l'elenco tristissimo potrebbe essere veramente molto lungo. Il diagramma che vedete riconosce quello che è l'incremento di persone soggette a rischio di inondazione nel futuro. La linea nera verticale vi dà, diciamo, la distinzione fra il passato a sinistra e il futuro colorato che trovate a destra. È un aumento di popolazione perché tutto questo deve mettersi insieme al fatto che le persone si spostano, amano sempre più vivere vicino alla costa, vicino ai corsi d'acqua e quindi si espongono sempre di più a quello che è il rischio. Quindi da un lato aumenta l'intensità delle inondazioni, aumenta la loro frequenza, ma dall'altro sembra comunque continuare ad aumentare il numero di persone che vive esponendosi comunque al rischio. Un esempio potrebbe anche essere la Florida, che vede comunque un aumento della popolazione nonostante sia uno stato che è soggetto a rischi molto elevati. Dall'altro la domanda, noi potremmo anche pensare che migliori il sistema di allerta e di diffusione delle informazioni e dell'efficacia di questo allerta.
Forse nella nostra regione questo sistema, diciamo, ha già raggiunto degli standard di qualità molto elevati. Migliorarlo, mi sembra sinceramente molto difficile. Potremmo immaginare di esportare questo sistema e che abbia una copertura globale un pochino migliore. L'altro, di rallentare quello che sono gli insediamenti nelle aree esposte al rischio attraverso una regolamentazione che impedisca di sviluppare, di realizzare nuove costruzioni industriali civili in aree riconosciute al rischio. E questo, diciamo, ha un commento che è legato ai gravi problemi politici che questo ha. Questo lo trovate, non ho messo il riferimento, però lo trovate nella letteratura scientifica. Io l'ho sperimentato, diciamo, di recente, in cui mi sono confrontato con una politica che voleva in qualche modo aumentare o consentire, una politica locale che voleva aumentare e consentire nuovi insediamenti in aree riconosciute al rischio, e quindi posso confermare la presenza di questo tipo di problemi. Bene, con questo io ho finito, vi ringrazio molto per la vostra attenzione e sarò lieto successivamente, dopo le altre presentazioni, di rispondere a vostre domande. Grazie mille. Grazie, professor Roth, per questa interessante e articolata esposizione del problema della gestione delle acque e anche delle modalità per risparmiare acque e gestirle in maniera migliore. Gli spunti sono tanti, spero che poi con le domande cercheremo di chiarire anche alcuni aspetti che forse sono poco chiari al pubblico in generale. Lascio la parola al professor Rocchi, che invece tratterà forse da un punto di vista un po' diverso rispetto a quello del professor Roth, ma sicuramente interessante. Prego. Speriamo. Buonasera a tutti. Sì, la mia prospettiva è diversa, ma poi non così diversa. Alcuni punti di sovrapposizione ci sono e avrò anche l'occasione di specificare qualche cosa. Io per formazione sono un economista agrario, quindi un economista applicato che si occupa di agricoltura in primo luogo, ma poi di ambiente, risorse naturali, eccetera. Quindi l'approccio è economico, ma anche con un focus sull'agricoltura. Siccome il professor Roth ha parlato di agricoltura, qualche cosa dirò anche su questo. Mi è stato chiesto, e ringrazio moltissimo l'Accademia di avermi invitato a parlare di questo, di fare il focus sulle interdipendenze tra sistema economico e risorse idriche. Qualcosa ha già detto il professor Roth. Io vi presenterò il tema partendo dai risultati di due progetti che stiamo portando avanti, finanziati sui progetti di rilevante interesse nazionale nel mio dipartimento, che sono entrambi focalizzati sulla costruzione di modelli macroeconomici disaggregati nei diversi settori collegati alle risorse idriche, esattamente a questo. Primo punto, anche io voglio partire dalla scala globale, farò un viaggio di questo tipo, si parte dalla scala globale, poi si scende invece sul locale e poi si torna sul livello italiano per completare. Perché è importante questo? Perché ovviamente il problema, almeno dal punto di vista dell'economista, della gestione delle risorse idriche è completamente diverso se lo guarda a una diversa scala geografica, ovviamente, e anche le valutazioni che si possono fare sono diverse. Allora, questo è il numero che noi abbiamo stimato in un articolo che abbiamo pubblicato l'anno scorso, proprio per stimare l'impronta idrica globale dei consumi italiani. Abbiamo usato un modello dell'economia mondiale in dove c'erano rappresentati 44 paesi più il resto del mondo e per ciascun paese una cinquantina di settori. Quindi, voglio dire, un modello molto disaggregato. Abbiamo a ciascuno di questi settori paesi, era combinato dei coefficienti di intensità dell'uso della risorsa idrica. Per ogni dollaro di produzione si aveva un'indicazione mediamente in un anno quanti metri cubi di acqua sono necessari per produrre.
facendo tutti questi conti, veniva fuori questo numero mirabolante, è riferito al 2015, non pensiate che appunto, come diceva il professore, le quantità totali sono quelle, certo lo sviluppo economico le cambia, quello che ci interessa in particolare qui è anche la struttura di questa impronta idrica. La prima cosa che vorrei fare è questa. Noi prendendo questi numeri abbiamo fatto una riclassificazione dei settori produttivi. Alcuni settori produttivi sono estrattori, almeno dal nostro punto di vista, cioè sono quelli che effettivamente vanno nell'ambiente e prendono l'acqua per produrre. Altri settori produttivi sono utilizzatori. Tutto il sistema dei servizi per la gran parte non estrae acqua dall'ambiente, lo compra dal servizio idrico integrato, ad esempio. Ma c'è anche un altro tipo di riclassificazione a cui ha già accennato in parte il professore, ed è il fatto che tutti i settori comprano merci da altri settori per produrre le loro merci. Tutti i consumi intermedi, le materie prime. L'esempio più facile da fare è l'industria alimentare che compra beni agricoli. Allora l'agricoltura preleva l'acqua e produce i suoi beni, ma è l'industria alimentare che li trasforma e li porta al consumatore. Quindi con questo tipo di modelli è possibile riclassificare l'acqua dai settori che la estraggono ai settori che la utilizzano implicitamente. Perché l'utilizzazione dell'acqua per produrre le merci dipende da un'utilizzazione diretta e da una utilizzazione indiretta. Allora vedete che nella prima tabella c'è la struttura dei prelievi, e qui vorrei spezzare una lancia in favore dell'agricoltura. Il professore ha detto che l'agricoltura è il settore che consuma più acqua. Io lo leggo tante volte questa cosa, e siccome sono un economista agrario e prima di diventare economista sono stato un agronomo, è un pochino mi inquieto in questo senso, che è vero che l'agricoltura è quella che usa più acqua, vedete qui ci sono dei numeroni, però vedete che la quota di acqua utilizzata dall'agricoltura per l'82% circa, 81,7, è acqua verde. Ora, l'acqua verde o la usa l'agricoltura o non la usa nessuno. Quindi in realtà da questo punto di vista noi potremmo vedere l'agricoltura come un settore che aiuta tutti gli altri settori a usare un'acqua che altrimenti non potrebbero usare, direttamente o indirettamente. E alla fine la quota verde dell'acqua, secondo i nostri conti, era circa il 66% di tutta l'acqua estratta. E vedete che la quota verde è stata appunto tutta dall'agricoltura. Alla fine noi abbiamo fatto anche un altro ragionamento, perché una cosa è parlare dell'impronta idrica globale volumetrica, cioè questi milioni di metri cubi. Il punto però è che quello che ci interessa anche come economisti e per la gestione è vedere dove quest'acqua viene presa. In certe situazioni l'acqua è abbondante, in certe situazioni l'acqua è scarsa. Allora noi abbiamo fatto un calcolo con degli indicatori per vedere quanta parte di quest'acqua è estratta e quindi poi utilizzata in zone dove c'è una scarsità, due tipi di scarsità. Ci può essere una scarsità fisica vera e propria, perché le risorse sono poche o le opere fisiche di sfruttamento della risorsa esistente sono troppo poche. E poi c'è anche una scarsità sociale, ci sono sistemi socio-istituzionali che sono meno attrezzati per gestire il problema della scarsità, sia come leggi, come risorse, come istituzioni. E vedete che in realtà l'acqua scarsa utilizzata è meno del totale, cioè una buona parte, tra l'altro l'acqua verde fa parte di questo, non è acqua scarsa, e nell'utilizzazione se noi andiamo a vedere addirittura una parte se consideriamo anche gli aspetti sociali, è una parte un po' più alta, aumenta la quantità, quindi si passa da 3 milioni a 4 milioni e mezzo. A destra vedete la quota dell'agricoltura, e anche qui spezzo un'altra lancia in favore dell'agricoltura. Vedete che la quota dell'agricoltura nell'utilizzazione dell'acqua diminuisce se noi passiamo dalla diciamo l'impronta fisica, metri cubi, all'impronta ponderata per la scarsità. Questo discorso della scarsità lo riprenderò perché è un po' centrale nella nostra valutazione. Il punto è, anche nella letteratura diciamo degli esperti di ambiente che si occupano di acqua, c'è un dibattito tra chi parla di water footprint, cioè impronta globale idrica volumetrica, a chi parla in impronta volumetrica ma pesata per la scarsità.
Faccio vedere 3 mappe globali e poi passiamo al locale. Questa è l'acqua verde, di cui ha già spiegato che cos'è il professore, e qui ho rappresentato per i paesi di cui ci sono i dati disaggregati, quindi la parte bianca non esiste un dato disaggregato e non avrebbe senso mettere un valore medio. La quota di risorse interne di acqua verde usate in quel paese. E più scura è la retinatura, vuol dire più alta è la quota di risorse interne dell'acqua verde. Vedete che, allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che i paesi più chiari sono paesi che importano acqua verde dagli altri paesi, cioè usano meno nella loro produzione l'acqua verde interna e più acqua verde esterna, importando merci sia per il consumo finale che per la produzione. Stessa cosa la vediamo per l'acqua blu, e anche qui vedete c'è un pattern abbastanza simile. L'Europa, vedete, è sempre tendenzialmente più chiara, quindi sia l'Italia che l'Europa, come del resto diceva anche il professore, sono economie che di fatto importano acqua. Che cosa vuol dire? Esportano pressioni. Nel caso dell'acqua verde esportano una pressione che comunque è fatta attraverso un settore che è l'unico settore che la può usare, ma nel caso dell'acqua blu, per esempio, no, è una risorsa in cui c'è un conflitto di utilizzazione tra i diversi settori. Bisogna allocarla, bisogna decidere qual è l'uso ottimale di farne. E lo stesso per l'acqua grigia. Questo cosa vuol dire? L'acqua grigia dipende moltissimo l'utilizzazione di acqua grigia, qui anticipo una cosa, dalla regolamentazione, perché ovviamente in un paese dove c'è una regolamentazione più stringente sulla qualità dell'acqua, per esempio, che viene rilasciata dalle attività produttive nei corpi idrici, c'è un controllo maggiore, quindi è più costoso, diciamo, produrre e usare l'acqua perché bisogna depurarla a un certo livello, come per esempio in Europa, dove abbiamo delle normative europee. È chiaro che tendono a spostare questo impatto sull'acqua grigia nazionale in altri settori. Questo vuol dire che dietro la struttura del commercio internazionale ci sono anche fortissime componenti istituzionali, perché avere una regolamentazione più o meno stringente su questa cosa cambia i costi di produzione e quindi la competitività sul mercato delle merci internazionali. Non a caso vedete che ci sono l'India, la Cina, sono economie da questo punto di vista molto importanti. Se si studia in dettaglio l'impronta idrica dell'Italia, dei consumi italiani, si vede che effettivamente la gran parte di acqua grigia noi la consumiamo altrove e non in Italia. E questa è, in questi 2 grafici si vedono due cose: l'intensità idrica della produzione, cioè vuol dire quanta acqua per ogni dollaro prodotto di output dell'attività, e la pressione sulle risorse, cioè un indicatore di pressione, il Social Water Scarcity Index, un indicatore di quanto le pressioni idriche le risorse sono sotto pressione. È chiaro che nei paesi dove scuri da tutte e 2 le parti, in tutti e 2 i grafici, lì c'è un problema chiaramente accentuato di scarsità unita a un sistema produttivo che tende a usare molta acqua, quindi ci può essere un problema di scarsità. Il punto fin qui però è che adesso dobbiamo andare più in dettaglio sulla cos'è una pressione sulle risorse idriche, almeno dal mio punto di vista, perché non basta dire quanti metri cubi, ma appunto bisogna capire quanti metri cubi di quelli che abbiamo a disposizione. Quindi è un problema, se dobbiamo parlare di scarsità, dobbiamo parlare sia di domanda, di utilizzazione che di offerta. Allora, adesso vi presento i risultati di un modello a una scala molto diversa. È la Toscana, quindi una singola regione. È un modello che abbiamo sviluppato come strumento a supporto delle decisioni di gestione a livello regionale. Tra l'altro un progetto che aveva l'endorsement della regione Toscana, abbiamo collaborato con loro anche per avere molti dati di dettaglio. È un modello estremamente dettagliato questa volta dell'economia, perché la Toscana è divisa in circa 50 sistemi locali del lavoro, quindi piccoli gruppi di comuni, e all'interno di ogni sistema locale del lavoro una cinquantina di settori produttivi. Tutti i settori in tutti i sistemi locali del lavoro scambiano con gli altri e col resto del mondo. Quindi abbiamo una serie di flussi molto dettagliati.
abbiamo voluto quantificare la domanda. Allora, qual è la vera domanda di acqua di un'attività produttiva? Secondo modelli proposti in letteratura, noi abbiamo usato questa, la domanda di acqua estesa. Che cos'è? Innanzitutto bisogna considerare che le attività produttive prelevano acqua dall'ambiente, ma la restituiscono. Quindi nel bilancio, per esempio, di un corpo idrico superficiale c'è l'acqua che esce, viene prelevata, e l'acqua che viene reimmessa. Qualcuno dice, e certi indicatori internazionali parlano infatti di un Water Exploitation Index che è basato sulla domanda netta, cioè prelievi meno restituzioni nell'anno. Il problema è che si restituisce acqua che non è della stessa qualità, come diceva il professore, quindi è come fare una sottrazione tra mele e pere. Bisogna in qualche modo ribilanciare e allora si aggiunge l'acqua grigia. L'acqua grigia è l'acqua dei corpi idrici di buona qualità che è necessaria per riportare in equilibrio qualitativo il corpo idrico. Quindi nel nostro modello abbiamo una sorta di modello di mixing model che dice, a seconda della qualità dell'acqua che viene quantità e qualità dell'acqua che viene reimmessa nei corpi idrici, quanta acqua blu buona deve essere immobilizzata per riportare in equilibrio la quantità complessiva del corpo idrico. Questa è l'acqua grigia. Quindi per noi è una domanda estesa, domanda netta più l'acqua per la diluizione. Poi l'abbiamo anche riclassificata. L'acqua viene prelevata, quindi c'è un uso diretto dell'acqua che deve essere considerato al netto delle vendite implicite di acqua. Io vendo la merce ad altri settori produttivi che la comprano, quindi comprano l'acqua dentro la merce, ma ci devo aggiungere tutta l'acqua che compro dagli altri settori. Quindi abbiamo riclassificato le quantità. Questi concetti vengono applicati a tutti i settori in tutte le regioni. Questo era il calcolo che abbiamo fatto noi. Qui c'è, probabilmente il professore mi bacchetterà, ho indicato come ciclo idrologico l'acqua verde sostanzialmente, cioè l'acqua che viene prelevata dall'agricoltura sotto forma di umidità del suolo e poi viene evapotraspirata e restituita al ciclo idrologico. In realtà anche le acque sotterranee e le acque superficiali fanno parte del ciclo idrologico, come abbiamo visto, però questi erano i prelievi in Toscana, la ripartizione, vedete che la gran parte comunque è acqua verde, e questa è la riclassificazione in tutti i settori dell'economia della regione, delle varie fonti. I primi 8 settori a sinistra sono 8 componenti dell'agricoltura, che è stata disaggregata in 8 parti. Quella colonna alta è il sistema servizio idrico integrato, che ovviamente prende la risorsa, la preleva per poi immetterla e venderla ad altre attività. Qui vedete i settori macro settori estrattori e i macro settori utilizzatori, dopo quella complessa riclassificazione degli usi, e quindi vedete che l'acqua verde è estratta solo dall'agricoltura, ma in realtà è utilizzata, se guardate il grafico sotto, a barre sotto, da tutti i settori. In una componente anche importante, la manifattura usa molta acqua verde, ma la usano anche i servizi. Quando, non so, preparano il catering e usano prodotti alimentari, implicitamente stanno usando acqua verde. Vedete alla fine i prelievi per macro settore utilizzatore, non chi la prende fisicamente, ma tenendo conto di questi flussi indiretti, vedete che in realtà la manifattura ha una componente più importante dell'agricoltura, almeno in una regione come la Toscana. Ripeto, non è una questione di prelievo diretto, ma di scambio implicito di acqua. Questa domanda estesa l'abbiamo confrontata per calcolare delle pressioni sull'offerta. Allora c'è un'offerta naturale di cui ha parlato il professore prima di me, che per noi, semplificando, abbiamo nel nostro modello la parte idrologica non è fine come quella che potrebbero fare gli ingegneri idraulici, ovviamente, è un modello semplificato, anche se dettagliato. L'offerta naturale include il ruscellamento dei corpi idrici in un anno, il nostro riferimento è l'intervallo di un anno finora, il ruscellamento dei corpi idrici superficiali e la ricarica dei corpi idrici sotterranei. Ogni anno c'è una certa quantità di ricarica e una certa quantità di ruscellamento, sono metri cubi. Tuttavia non è che tutta quest'acqua può essere utilizzata per le attività produttive, perché esistono in un paese come il nostro innanzitutto vincoli ambientali. La normativa dice per esempio che ci deve essere un deflusso minimo ecologico dei corsi d'acqua superficiali. Quindi noi abbiamo considerato quell'acqua non disponibile nei nostri calcoli.
c'è uno stock di acque sotterranee. In Toscana sono mappate, abbiamo una stima abbastanza fatta bene, sappiamo quante sono, ma la nostra idea è che un'utilizzazione sostenibile dell'acqua deve mantenere questo stock inalterato, cioè nel lungo periodo deve rimanere uguale. È chiaro che le acque sotterranee hanno un grosso vantaggio dal punto di vista della gestione. Possono essere usati come si dice in inglese buffer stock, cioè negli anni in cui piove meno posso estrarre di più, negli anni in cui ricarica di più ricarico la falda. Il problema è che nella media di lungo periodo questa cosa le variazioni si devono compensare. Quindi nel nostro modello l'estrazione di acque sotterranee può variare intorno alla media, a volte anche più della ricarica entro certi limiti, ma si impone che nel lungo periodo. Poi ci sono altri vincoli, innanzitutto tecnologici. A seconda di quante opere di estrazione dell'acqua dall'ambiente o di accumulo ci sono, avrò un'offerta più o meno disponibile. Il fatto è che durante l'anno c'è tanta acqua che passa, ma non sempre io riesco a utilizzarla, perché se ne va via senza essere utilizzata. E poi ci sono vincoli istituzionali, c'è il sistema delle concessioni di estrazione dell'acqua. Qui noi abbiamo anche fatto una simulazione di cosa succederebbe se ridistribuissimo le concessioni dal punto di vista territoriale per ottimizzare l'uso. L'abbiamo fatta agli organismi tecnici regionali e erano un po' spaventati all'idea, perché voi capite bene che spostare le concessioni da qui a lì, anche tenendo conto della topologia dei fiumi, cioè il fatto che un sistema produttivo è a monte e uno a valle, e quindi avrebbe senso a volte farlo, è una cosa politicamente estremamente complicata. Però c'è un sistema delle concessioni che ci dice quanta acqua può essere estratta. Quindi per noi l'offerta è un'offerta fattibile. Alla fine facciamo un calcolo di un indicatore che abbiamo chiamato Extended Water Exploitation Index, indicatore esteso di sfruttamento della risorsa idrica, che è il rapporto, semplice rapporto, questa domanda estesa e questa offerta fattibile. E vedete che per la Toscana ci viene fuori questi valori. Circa il 23% in un anno dell'offerta fattibile è utilizzata effettivamente da tutte le attività economiche, inclusa il servizio idrico integrato, la depurazione, tutte le attività rappresentate nel modello. Sembrerebbe di essere in una zona di sicurezza, perché nella letteratura internazionale si indica come indice di, diciamo, criticità moderata, scarsità moderata è il 20%, ma 0,2 però non calcolato sul rapporto, io qui l'ho usato impropriamente, volutamente, non sul rapporto grezzo che ho calcolato io, ma su una trasformazione logaritmica matematica di questo indicatore che con i nostri valori saremmo sotto il 5%, 0,05, quindi in teoria la Toscana sarebbe a posto. Vedete qui che siamo intorno a quella cifra. Questo grafico cosa fa vedere? Un primo punto importante, c'è una variabilità. Cioè il problema della gestione è legato non alle medie, ma al fatto che in certi anni ce n'è di più e in certi anni ce n'è di meno. Vedete che circa il 60, il 50% degli anni ha un indicatore di pressione sotto lo 0,2 e una parte invece ce l'ha sopra lo 0,2. Questo a livello aggregato annuale di tutta la regione. La soglia del 40%, 0,4, è di scarsità severa, sembra lontanissima, Sono soglie prudenziali, però è un primo punto importante nella gestione dell'acqua. Oltre alla media ci interessa la varianza, la variabilità, perché il problema gestionale è dovuto, e lo vediamo con gli eventi estremi di cui che abbiamo osservato, ma vuol dire anche negli anni di estrema siccità. La variabilità interannuale è un primo aspetto. C'è anche una variabilità territoriale, però. Noi abbiamo disaggregato i nostri dati nei nostri sistemi locali del lavoro e vedete che a sinistra c'è l'indicatore in milioni di metri cubi della domanda estesa annua e a destra l'offerta fattibile. Non sempre le due mappe si sovrappongono, ci sono chiaramente dei sistemi locali del lavoro dove la pressione media è più alta, non c'è un matching perfetto incompleto. Questo vi fa anche capire una cosa. Noi abbiamo potuto fare, perché con la regione avevamo un sacco di dati, collaborazione, è stato un grosso investimento nel database, un modello molto granulare. E qui si cominciano a vedere dei problemi che se io guardassi anche solo la regione aggregata,
non vedrei. Immaginatevi un singolo paese, un intero paese. Un intero paese, se io lo faccio per l'Italia, devo essere molto prudente nel dire se c'è scarsità o meno e come gestirla. Ok. Allora qual è il problema della scarsità? Abbiamo considerato una terza fonte di variabilità, e c'è la variabilità intraannuale. Per un paese come il nostro è fondamentale. Voi vedete la linea blu è l'offerta fattibile, se voi guardate quella tratteggiata è quella media annua, cioè il livello medio annuo. Se guardate quella continua è quella nei mesi. Abbiamo fatto una scansione mensile. E vedete che l'offerta fattibile ovviamente non è sempre uguale. In certi mesi ce n'è di meno, nei mesi estivi. E lo stesso è la domanda. C'è una variabilità intraannuale della domanda. Ora, qui ci tengo a dire una cosa. In questo modello qui, la variabilità intraannuale della domanda dipende anche dalla composizione del settore, del sistema produttivo. Ci sono dei settori come l'agricoltura, ed è per questo che l'agricoltura a volte è fonte di criticità, che proprio negli anni in cui la disponibilità è più bassa hanno una domanda più alta, perché quando hanno meno acqua verde da usare devono usare l'acqua blu. Qui noi ci siamo concentrati sull'offerta fattibile di acqua blu, cioè diamo per scontato che l'agricoltura usa tutta l'acqua verde che può, facciamo variare, negli anni molto siccitosi l'agricoltura chiede più acqua, ma lo stesso chiede più acqua alla depurazione. Perché? Perché, come diceva il professore, il ruscellamento è minore e quindi quando scarico acqua inquinata in un fiume c'è bisogno di più acqua in proporzione per riportare in equilibrio. Quindi la domanda cresce perché la concentrazione degli inquinanti è più alta. Negli anni invece in cui piove molto, la domanda di acqua grigia è più bassa. Quindi i coefficienti che indicano quanta acqua si usa cambiano di anno in anno a seconda del tipo di idrologia. Allora, qui chiaramente c'è un periodo critico. C'è un periodo critico durante l'anno in cui l'indicatore per quel sistema locale del lavoro, per quel mese, è superiore a 1, perché questa è la scarsità. Quando l'indicatore è maggiore di 1, vuol dire che io sto chiedendo al sistema idrologico più acqua di quanta me ne possa dare per essere sostenibile. Ok? E qui ci sono i calcoli per il sistema locale del lavoro di Grosseto, dove la componente agricola è molto importante e quindi c'è questa elevata variabilità legata ai fabbisogni dell'irrigazione. Allora la domanda è questa: abbiamo queste soglie internazionali 0,2, 0,4, ma contano davvero per un'economia specifica locale? Abbiamo fatto calcolare al modello una soglia di criticità endogena, cioè che dipende dalla variabilità idrologica in Toscana e dalla natura dell'economia della Toscana, cioè la composizione delle attività. Sostanzialmente, non la faccio troppo lunga, abbiamo fatto finta, ci siamo chiesti quanto dovrebbe aumentare linearmente, cioè salire in su la linea blu dell'offerta fattibile con la sua forma, in modo che in tutti i punti dell'anno sia sempre sopra la linea rossa della domanda. Cioè, in tutti i mesi l'indicatore è al massimo uguale a 1, non supera mai tutti i vincoli che abbiamo dato. Ovviamente, ricalcolando tutto, abbiamo detto quant'è l'indicatore medio annuo compatibile con questa situazione. E questa è la nostra soglia critica. Ci dice quanto, diciamo, possiamo, è il limite di questo indicatore, oltre il quale sicuramente da qualche parte in Toscana si accende la lampadina rossa e c'è un problema di suprasfruttamento. Però ci tengo di nuovo a sottolineare il fatto che questa soglia critica non dipende solamente dalla natura, ma dipende dalla natura del sistema economico, cioè da come e dove le attività economiche nel tempo si sono sviluppate e agiscono, perché è l'attività umana che poi usa l'acqua, la scarsità è una scarsità per noi, per gli usi che ne vogliamo fare noi. Qui vedete tutti i sistemi locali del lavoro, è un grafico semplice, voi vedete la barra grigia è l'indicatore medio annuo per quel sistema locale del lavoro, calcolato sulla media dell'anno. E vedete per quel sistema locale del lavoro. E poi le linee rosse e gialla sono le soglie critiche che abbiamo calcolato noi. Le soglie critiche. Quella gialla, quella rossa tiene conto di un uso ottimale dell'acqua sotterranea, perché l'acqua sotterranea può essere usata per bilanciare gli anni scarsi, però sostanzialmente è lo stesso concetto. Vedete che in alcuni sistemi locali del lavoro l'indicatore S è
oltre, medio annuo è oltre la soglia critica, vuol dire che lì ci sono dei problemi di scarsità da gestire, diciamo così. E qui vedete le criticità locali. Questo grafico rappresenta la percentuale di anni in cui, secondo la variabilità, questo indicatore di pressione è sopra la soglia critica. In certi sistemi locali del lavoro è sempre sopra la soglia critica, sono quelli più scuri di tutti. In altri casi, in alcuni anni, fino al 25% degli anni, eccetera, a seconda della piovosità. Quindi un problema che non si vedeva a livello aggregato, adesso abbiamo fatto uno zoom e lo vediamo, cioè problema dimensione globale, ma problema locale. Ovviamente dipende dalla struttura dell'economia, degli scambi anche internazionali. La Toscana è una regione che ha un forte anche livello sia di importazione che di esportazione e quindi si ricollega al problema precedente, ma l'effetto non è omogeneo, è diciamo legato a particolari situazioni. Abbiamo un modello economico per le mani, non solo idrologico, abbiamo fatto un po' di conti economici. Permetteteci, gli economisti ogni tanto danno i numeri in termini di valori monetari. Che cosa sono queste barre? Queste barre rappresentano il costo dell'equilibrio idroeconomico. Abbiamo fatto questo ragionamento. Quanto dovrebbe diminuire il valore prodotto dall'economia toscana, considerando questi consumi medi, questa variabilità, eccetera, per garantire che in nessun sistema locale del lavoro si sia oltre la soglia critica, cioè non ci siano mai situazioni di scarsità. L'abbiamo fatto tenendo conto della struttura e degli scambi dell'economia, quindi è un problema matematico di ottimizzazione, diciamo così, perché abbiamo voluto calcolare la diminuzione minima, cioè qua il minimo indispensabile, e questo dipende ovviamente dal fatto non solo che in certe zone ci sono più pressioni, ma ci sono settori produttivi in altre zone che comprano da quelle zone lì, quindi bisogna tener conto di tutte queste interdipendenze, no? Alla fine abbiamo calcolato quanto valeva in termini di produzione che si fa ogni metro cubo usato in eccesso rispetto alla soglia. Quindi questi sono soldi. Quanti euro valgono in termini di produzione ogni metro cubo sfruttato oltre la soglia critica. E vedete che ci sono delle grosse differenze. Si va a Firenze 385 euro. Quindi per ridurre tutti i metri cubi in eccesso di Firenze al livello giusto dovrei rinunciare a 385 euro di output per ogni metro cubo, fino a Cortona che ce n'ha 5. Ora tenete conto che nell'anno di riferimento la tariffa media di acquisto dell'acqua del servizio idrico integrato era 3 euro. Questo vuol dire che è importante da capire questa cosa, perché in realtà cosa stiamo dicendo? Stiamo vedendo quanto vale per noi sovrasfruttare l'acqua in certi sistemi locali del lavoro. Non è che non ha valore, il valore viene prodotto, è un valore che produce redditi che vengono distribuiti, la gente ci vive, sostiene i consumi e via discorrendo. Quindi la scarsità in realtà deriva dal punto di vista economico da un'utilizzazione economica dell'acqua che produce valore. Quindi noi, se vogliamo rinunciare a risolvere questo problema della scarsità, non possiamo non tenere conto di questo aspetto. È uno degli aspetti del problema rilevanti. Questo grafico, e poi finiamo, questo grafico fa vedere i diversi sistemi locali del lavoro, puntini, ogni puntino è un pezzo di Toscana. Sulla linea orizzontale delle ascisse c'è questo costo unitario che vi ho fatto vedere nel grafico precedente per ogni metro cubo, e sulle ordinate, la linea verticale, invece c'è l'indicatore di pressione medio annuo. Allora voi vedete che a sinistra i puntini si mettono in una posizione per cui sembra esserci una tendenza positiva. Se aumenta il costo, se aumenta l'indicatore di pressione, aumenta anche il costo medio dell'equilibrio. Perché? È ragionevole, perché tendenzialmente all'aumentare delle pressioni sulle risorse idriche lo si fa producendo più valore, cioè ha senso sovrasfruttare le risorse idriche se io produco un valore elevato.
E infatti si passa in basso a sinistra, quelli più verdi sono sistemi locali del lavoro più basati sull'agricoltura, lo sfruttamento rurale del territorio. Quelli in alto a sinistra, quindi Empoli, San Miniato, Piombino, Rosignano Marittimo, sono sistemi locali del lavoro molto manifatturieri, quindi dove ovviamente è la valorizzazione dell'acqua di altro tipo. Quando si va ancora a destra, quindi si continua, la linea sembra discendente. A destra ci sono sistemi urbani, perché? Perché nella dinamica economica strutturale le città dove tendono a svilupparsi, dove c'è più acqua in primo luogo, e quindi pressioni tendenzialmente più basse, e poi l'economia urbana tende a svincolare molto la produzione del valore dall'uso delle risorse. Nelle città tipicamente ci sono attività di servizi avanzati, la cui attività non è direttamente legata alla disponibilità della risorsa, è molto svincolata e quindi c'è una fase decrescente. È interessante perché questo ci fa capire che a seconda del tipo di economia locale che abbiamo un problema di uso o sfruttamento dell'acqua diverso, che può produrre valori molto diversi. A questo punto mettiamoci il cambiamento climatico. Questo modello fin qui era business as usual, cioè quello che è successo negli ultimi 40 anni con l'idrologia degli ultimi 40 anni, ma noi sappiamo dagli studi che il clima sta cambiando, ci sono dei cambiamenti in atto e noi li prendiamo e vediamo che cosa possiamo dire per la gestione. Qui per esempio vedete la nostra regione, sempre la Toscana, le due curve che rappresentano la situazione media e la loro variabilità, ma quella blu è quella attuale, quella rossa è una simulazione di cambiamento climatico. Vedete che la curva si sposta verso destra, cioè aumenta la pressione media. Non solo, aumenta anche la variabilità, sono più disperse lungo il grafico i puntini dei vari anni, ogni punto rappresenta un anno, e vedete che la soglia critica si sposta invece verso sinistra, cioè diventa più bassa. Anche se siamo sempre in una zona di sicurezza a livello aggregato, in realtà si stanno avvicinando le due curve. Questo è lo scenario di cambiamento climatico rappresentato sotto forma di mappa. A sinistra abbiamo l'aumento percentuale degli anni in cui si supera la soglia critica in quel sistema locale del lavoro. Vedete che nel sud della Toscana chiaramente avremo, in un caso se questo scenario si realizzerà secondo come l'abbiamo quantificato, ci sarà un peggioramento della situazione, che ovviamente dipende dal fatto, per esempio, che lì c'è molta più agricoltura, quindi negli anni più siccitosi, che dovrebbero essere più frequenti, avrò un aumento di pressioni combinato dal fatto che c'è meno acqua e se ne richiede di più lì, perché la struttura dell'economia è fatta in un certo modo. A destra invece c'è il numero, diciamo, l'aumento del numero di anni. A sinistra è l'aumento dell'indicatore, a destra è l'aumento del numero di anni in cui si supera la soglia critica. Vedete che in molti sistemi locali del lavoro aumenta significativamente il numero di anni in cui questa soglia viene superata e quindi si generano dei costi ambientali. Questo è come cambia il costo dell'equilibrio idroeconomico, cioè questa idea del fatto di dire quanto vale per noi usare l'acqua oltre la soglia. Se nella situazione standard è circa il 10% dell'output, cioè 21 miliardi e 298 milioni, nel caso del cambiamento climatico aumenta al 14% dell'output. Quindi se io volessi in uno scenario di cambiamento climatico riportare in equilibrio il mio sistema economico, in equilibrio idroeconomico, dovrei rinunciare al 14% dell'output prodotto. Quindi è interessante perché questo è un valore che io posso usare nella gestione. Perché se io faccio qualche investimento che tende a ridurre, voglio dire, che per esempio costruisco un nuovo grande lago artificiale nel sud della Toscana, è una delle cose di cui si parla in Toscana, proprio per rendere più graduale la disponibilità di acqua. Quella calare dell'acqua durante l'anno diminuisce perché c'ho il lago che può rilasciare durante i mesi estivi l'acqua accumulata in quelli invernali. Ovviamente avrà un costo. Il primo lavoro che ho fatto come economista è stata un'analisi costi-benefici di un grande impianto di irrigazione collettiva. E avrà un grosso costo di investimento. Come faccio a valutare se questo costo è congruo? Beh, un possibile indicatore è questo: quanto mi fa diminuire
questa perdita di output necessaria in assenza dell'opera per riportare in equilibrio il sistema. Quindi è uno strumento di gestione che permette di fare delle scelte razionali. È molto semplice dire riduciamo l'acqua utilizzata. Il problema è che l'acqua viene utilizzata per produrre valore, e quindi noi dobbiamo sempre diciamo, bilanciare i due aspetti del problema. E adesso completo con qualche scenario di lungo periodo per l'intera Italia. È il solito indice, l'abbiamo calcolato, abbiamo costruito un modello, questa è la prima versione, dove l'economia non è statica, cioè l'economia cambia nel tempo, arriva fino al 2050, vedete? Il punto è che anche senza cambiamento climatico, la dinamica economica che possiamo aspettarci con lo sviluppo ha una crescita, un suo sviluppo e crescita endogena, cioè cresce perché l'economia, col progresso tecnico, le innovazioni, l'acquisizione di conoscenza, aumenta e cresce. Abbiamo collegato, quindi ci sono tutti gli indicatori in questo modello, il PIL, l'occupazione, il tasso di disoccupazione, eccetera. Bene, tutto funziona per conto suo, ci abbiamo attaccato la parte idrologica, abbiamo detto che succede all'indicatore di pressione dell'Italia nel futuro fino al 2050, tenendo conto di questa crescita. A sinistra quindi vedete come andrebbe l'indicatore fino al 2050 se tutto rimane più o meno il sistema come ora. Vedete che c'è si parte dal passato perché bisogna creare un modello che riproduce adeguatamente il passato. Vedete quella crisi durante il Covid, c'è stato un crollo del PIL e quindi ovviamente delle utilizzazioni economiche. Dal punto di vista dell'utilizzazione delle pressioni sull'acqua è stato un anno positivo, ma questo vi fa capire perché io sono sempre preoccupato di dire guardate che l'acqua a volte la usiamo esageratamente ma per produrre valore, quando non si produce ci sono dei costi sociali rilevanti, quindi bisogna considerare questo aspetto. Dopodiché riprende e sale. Le varie fasce vi dicono quanto potrebbe variare la linea tratteggiata e la media, ok? Le varie fasce si dicono intervalli di confidenza, per esempio il 50% degli anni è dentro quella fascia rosa. Quindi la variazione intorno alla media sarà... Però ci sono degli anni in cui vedete che c'è ovviamente una variabilità, come avevamo visto prima, quindi uno degli aspetti del problema è la variabilità. Che cosa succede a destra? A destra c'è il cambiamento climatico. Quindi uno scenario di cambiamento climatico, che cosa succede? Cosa vediamo sostanzialmente? Beh, da una parte che aumenta il livello medio, perché saliamo dal 24 al 25 più o meno, superiamo il 25, ma l'altro aspetto importante è che aumenta la variabilità. Questo è uno degli aspetti che costituiscono un problema di gestione diciamo dell'acqua, no? Non solamente le medie, ma la variabilità. È quello che noi abbiamo simulato. Vedete che in certi anni a livello medio nazionale arriviamo al 35%, superiamo il 35%. Cosa ci dice questo? In Toscana col 20% avevamo già una serie di fotografie a livello regionale di punti critici. Ci possiamo aspettare che ci siano parecchi punti critici nelle diverse regioni e all'interno delle diverse regioni e questi punti critici possano aumentare, cioè mesi dell'anno in cui c'è un problema. C'è un problema per cui noi dobbiamo decidere se continuare a usare troppa acqua oppure cosa possiamo fare per ridurre questa overexploitation e gestire questo problema al meglio. Quasi finito. Ovviamente il problema è diverso per le acque superficiali e per le acque sotterranee. La vera criticità sono le acque superficiali, in verità, che sono quelle a sinistra. Vedete che nello scenario di cambiamento climatico la variabilità, soprattutto verso l'alto, esplode, secondo questo tipo di modello. Diciamo la variabilità dell'indicatore di pressione, attenzione, quindi del rapporto, non della quantità di acqua disponibile, tende a avere delle variazioni addirittura in certi anni superiori a 1 per l'intera Italia, quindi vuol dire che sono simulazioni estreme. Attenzione perché nei modelli noi climatici si fanno delle ipotesi sulla media e sulla variazione. E ci sta che con quella variabilità io possa pescare un anno particolarmente sfortunato, è possibile, però il 50% dei valori è sotto la fascia rosa, è sotto il 50%, ma arrivare al 50% delle acque superficiali a livello nazionale vuol dire che in molti corsi d'acqua
potrebbero essere problemi. Per quanto riguarda a destra è lo stesso indicatore ma per le acque sotterranee, quindi l'indicatore è molto più basso, voi vedete, siamo a livello dello 0,8, 8%, anche qui cresce, c'è una forte variabilità anche verso il basso, forse che identifica proprio quegli anni in cui un eccesso di piovosità può creare problemi di altro tipo. Nei modelli che facciamo noi ci siamo focalizzati sulla scarsità, ma è chiaro che potremmo collegare una funzione di danno agli anni particolarmente piovosi. Sulla base di un modello dire se piove oltre questa soglia da qualche parte c'è un problema. Questo qui è uno scenario, ed è l'ultimo grafico che vi mostro, dove c'è il cambiamento climatico ma c'è anche una funzione di danno climatico su tutta l'economia, quindi in realtà col cambiamento climatico ci sono anche impatti sull'economia che tendono a rallentare il PIL in questi scenari. Quindi se rallenti il PIL diminuisce anche la domanda di acqua. In più qui c'è l'ipotesi che si migliori l'efficienza nell'uso dell'acqua. Quindi si riduca progressivamente nell'arco di 15 anni del 10% il valore medio dei coefficienti di utilizzazione, gradualmente, linearmente tutti gli anni. E vedete che in realtà in questo scenario tutto sommato si riuscirebbe col cambiamento climatico a rimanere in una zona di stabilità. Vorrei concludere a questo punto, anche perché devo lasciare la parola all'altra relatrice, sulle possibili misure di adattamento. Oggi parliamo di gestione, io non sono un esperto di mitigazione, vi posso dire dal punto di vista dell'economista che cosa vedo come misure di adattamento in un'economia come quella della Toscana o quella italiana. Beh, sicuramente le opere di regolazione, quindi creare invasi è un'opera che da questo punto di vista semplifica dal punto di vista economico la gestione dell'indicatore di pressione, perché semplicemente diminuisce i periodi critici durante l'anno. C'è anche un doppio vantaggio: se è ben fatta compatibilmente con l'idrologia, ha anche una funzione di regolazione nei mesi di eccesso di acqua, quindi può avere un vantaggio. Sicuramente questa è un'opera. Quando il professore diceva gli invasi potrebbero non essere economici, è vero, costano moltissimo, però abbiamo visto l'ordine di grandezza del valore economico dello sfruttamento dell'acqua, non sono pochi euro. Quindi in realtà, prima di rinunciare a fare quest'opera, ovviamente con tutti i crismi della sostenibilità nei limiti del possibile, bisogna considerare questo aspetto. I numeri della Toscana mi sembra che facciano pensare. Un secondo possibile adattamento è l'aumento dell'efficienza. La irrigazione, l'acqua distribuita per irrigazione, circa per il 30% viene estratta ma non utilizzata dalle piante, per esempio, mediamente. Ma in quel caso è proprio uno spreco, nel senso che io prelevo l'acqua rendendola da un fiume o da una falda, rendendola non disponibile ad altri, ma poi non la utilizzo, si disperde e non produce valore economico. Ma ci sono altri tipi di sprechi. Il servizio idrico integrato in Toscana perde circa il 40% dell'acqua messa nei tubi, è la regione messa peggio, credo. Una di quelle messe peggio, conosco i gestori delle reti idriche che hanno tutte le loro difese su questo fatto, però al di là di questo è vero che nel nostro modello da questo punto di vista è un problema di costo di produzione, nel senso che l'acqua persa finisce nella falda e rientra in circolazione, quindi per noi la domanda netta alla fine è uguale, perché l'acqua depurata che esce dai tubi non è inquinata e va in falda. Nella nostra semplice modellizzazione una parte piccola si perderà per evaporazione, ma insomma nel complesso rimane. Il problema è che per dare un metro cubo di acqua da bere alle persone si spende di più, quindi c'è un costo poi di altro tipo, si usano più energia, si spendono più soldi. Il problema dell'efficientamento però, cioè usare in modo più efficiente una risorsa rinnovabile ma limitata, è che quando io la uso più efficientemente dal punto di vista economico è come se ne abbassassi il costo, cioè ce n'è di più, costa di meno. Cosa succede? Più attività la usano, quindi in realtà nel lungo periodo non è che diminuisce l'acqua usata, semplicemente si usa in modo più efficiente e si produce di più. Quindi se c'è un problema di pressione, però il problema di pressione rimane. Quindi è una soluzione giusta, ragionevole dal punto di vista privato. Io uso
meno acqua mi costa meno, ma dal punto di vista collettivo non è detto che l'effetto di lungo periodo sia poi positivo. E infine, per l'agricoltura, metodi di coltivazione che usano in maniera più efficiente l'acqua verde, perché l'acqua verde è una risorsa incredibile che solo l'agricoltura sa usare. Oggi l'agronomia si sta rivolgendo, diciamo, sta tornando su alcune cose che sapeva anche in passato, ovviamente in modo moderno, cioè tecniche di coltivazione che sono più capaci di usare in modo efficiente l'umidità nel suolo, perché l'agricoltura non solo usa l'acqua, ma le forme di coltivazione possono aiutare il suolo a essere un serbatoio di acqua. Quindi a seconda di come coltivo, l'acqua contenuta nel suolo coltivato può essere di più o di meno. Questo, per esempio, è una possibile strada di adattamento importante che può dare un contributo rilevante alla gestione della risorsa idrica. E mi fermo qua e lascio la parola. Grazie, professor Rocchi. Direi che abbiamo visto alcuni aspetti collegati all'economia estremamente interessanti che ci portano a meditare su alcune decisioni che vengono poi prese a livello anche nazionale, per esempio gli invasi o altri sistemi del genere. Passiamo adesso alla dottoressa Trovatore che rappresenta e direttrice dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente lì in Liguria e che quindi ci riguarda molto da vicino. Noi siamo dipendenti dall'ARPAL, tutti ci aspettiamo dall'ARPAL i segnali e le soluzioni, eccetera. No, beh, a parte gli scherzi, sappiamo che è un'agenzia che lavora molto bene, che ha sicuramente svolto con la sua attività in maniera molto efficace, molto efficiente. Comunque lasciamo la parola alla dottoressa Trovatore e ascoltiamo la sua relazione. Grazie. Grazie mille, quanta responsabilità. Sì, svolgiamo un ruolo importante, delicato, talvolta appunto complesso. Oggi naturalmente mi concentro sul tema dell'acqua e di cosa fa l'agenzia appunto a 360 gradi. In particolare poi vi farò vedere proprio anche qualche caso concreto che riguarda sia l'eccesso d'acqua che la scarsità d'acqua. Allora, vado. Ok, giusto. Dunque, intanto ARPAL velocissimo. ARPAL è un'agenzia che opera su due fronti. Da un lato è un'agenzia come tutte le altre agenzie per la protezione dell'ambiente che ci sono nelle regioni italiane, quindi ogni regione italiana ha una sua ARPA, quindi noi operiamo in un sistema nazionale che ha degli standard, ha delle procedure, quindi diciamo facciamo riferimento a una tipologia di attività che è veramente uniforme su scala nazionale. Questo è molto importante. D'altra parte, come ogni agenzia ARPA, siamo ente strumentale della regione di riferimento, in questo caso appunto la regione Liguria, in materia ambientale. Cosa facciamo? Allora, prima di tutto il primo focus, che poi è quello di oggi, diciamo, è il fatto che noi fotografiamo sostanzialmente l'ambiente naturale, in questo caso l'acqua, attraverso tutta una serie di sistemi e di modalità che poi vediamo. Non solo, però noi ci occupiamo in realtà indirettamente anche di salute, perché ovviamente, anzi direi che il paradigma tutela dell'ambiente, tutela della salute, prevenzione collettiva adesso è molto molto forte e si capisce sempre di più che nel momento in cui io garantisco la qualità delle varie matrici ambientali, ovviamente garantisco anche la salute. L'altra cosa che facciamo sono i controlli, quindi operiamo invece su quello che è il fattore antropico sull'ambiente, quindi andiamo a controllare sostanzialmente le fonti di pressione produttive o di altro genere che possono impattare, diciamo, sull'ambiente. Altra cosa, la diffusione della cultura ambientale, in questo senso anche tutto l'aspetto dell'allertamento ha questo aspetto molto rilevante che va sicuramente potenziato.
E come dicevo, appunto, facciamo parte di un sistema, partecipiamo a tanti progetti europei. Noi crediamo molto, ma come tutte le agenzie, nell'innovazione. Effettivamente la tecnologia va sempre avanti e le ARPA devono essere al passo coi tempi, anche perché devono assolutamente garantire dati di qualità, dati validati. Anche questo è un altro aspetto estremamente importante. Qui ho riportato in alto che cosa indaghiamo sull'ambiente. Mi riferisco quindi alla prima delle voci che ho fatto vedere, cioè com'è che noi valutiamo lo stato dell'ambiente e quindi lo tuteliamo. Come vedete nei cerchi blu ci sono varie voci, ho messo in rosso quelle di cui parlo, che comunque almeno affronto oggi. Ma naturalmente noi monitoriamo la qualità di tutte le matrici ambientali, quindi non solo l'acqua, ma anche il suolo, l'aria, il mare, eccetera. Io oggi mi soffermo sulle acque interne. Ci occupiamo anche di biodiversità, ci occupiamo di geologia, ci occupiamo di dissesto idrogeologico, che di nuovo ha a che fare evidentemente con l'acqua, meteorologia, idrologia, climatologia e tutto quello che è associato alle emergenze di protezione civile. In basso, i cerchi arancioni ci dicono come lo facciamo. Ci sono varie metodologie che noi utilizziamo, partendo in realtà da destra. Prima di tutto il monitoraggio, cioè noi misuriamo. Misuriamo fondamentalmente tutti questi parametri ambientali in due modi, o con delle reti automatiche, quindi delle centraline posizionate sul territorio che misurano una serie di parametri e li restituiscono in forma automatica a delle centrali di rilevamento che poi li validano, li analizzano e così via. Ma c'è anche tutto il lavoro in campo invece dei nostri operatori, quindi noi andiamo proprio a campionare le matrici ambientali, in particolare nel caso delle acque molto spesso è così, quindi ci sono proprio dei campionamenti periodici che facciamo. Questi campioni vengono portati, e questo è il cerchio diciamo più a sinistra, in laboratorio. Noi abbiamo un laboratorio che analizza tutte queste matrici molto, diciamo, con una tecnologia e delle competenze veramente di nicchia, che è in grado quindi di fornire analisi chimiche e biologiche estremamente approfondite su tutti i parametri che noi misuriamo. Tutti questi dati vanno a finire in database e naturalmente in banche dati che sono anche a disposizione poi di chi gestisce le risorse, dei cittadini, eccetera. Questo è un altro aspetto importante. L'ultimo aspetto su cui mi soffermo sono i modelli. Noi gestiamo anche modelli, per esempio quelli per la previsione meteo-idrologica, ma non solo. I modelli in generale sono veramente uno strumento molto importante perché ormai hanno raggiunto certi livelli di affidabilità che consentono di integrare le misure che per loro natura sono puntuali e quindi non possono essere rappresentative di un intero territorio. Il modello, integrandosi con i dati misurati, riesce invece a fare un quadro più esaustivo. E poi servono a predire anche scenari. Per esempio, nel modello di qualità dell'aria che noi abbiamo, noi possiamo accendere e spegnere poi come input le emissioni, cioè simuliamo il fatto che un domani ci siano tutte macchine elettriche, piuttosto che in porto ci sia il cold ironing, eccetera. A questo punto andiamo a vedere qual è l'effetto sugli inquinanti. Quindi la modellazione è un altro aspetto importante. Salto un po' di cose perché forse è tardi. Facciamoli. Dunque, avevo fatto una sorta di indice, questi grafici sono naturalmente stati queste rappresentazioni grafiche presentate anche dal professor Roth. Volevo illustrarmi velocemente alcune cose. Intanto i record storici, qui parliamo quindi di alluvioni in Liguria. Una piccola digressione su Valencia e poi quali sono gli scenari climatici in Liguria futuri, quindi cosa ci aspetta nel futuro. Poi volevo parlare di alluvioni sì, ma anche dell'aspetto della scarsità idrica che oggi insomma è stata molto discussa, facendo riferimento a quello che noi misuriamo e valutiamo e a due casi particolari. Uno è quello del cuneo salino d'Andora, e l'altro è legato agli effetti della tempesta Alex sul Roia del 2020 che oltre a portare disastri di ogni genere e tipo ha anche creato un problema poi di scarsità sulla falda. Allora, chiaro che noi abbiamo ben presente di cosa parliamo, essendo liguri, e di tanti episodi di estrema alluvionali intensi.
Dopo questi, qui mi fermo al 2020, in realtà poi nel 4 ottobre 2021 c'è stata l'alluvione nel Ponente, vedete la mappa di pioggia lì in alto a sinistra che fa vedere l'area interessata. Questo è stato, rispetto ai record liguri che vedete qua in questa tabella, l'episodio che finora ne ha raccolti di più. Cosa sono quei numeri? Sono i record di pioggia nelle varie scansioni temporali, cioè la massima pioggia in un'ora che si è mai registrata in Liguria appartiene il record 181 mm a Vico Morasso, quindi a Genova, all'alluvione del 2011. I record di pioggia in 3 ore, 6 ore, 12 ore appartengono invece a questo evento del 2021, con valori veramente elevati di cumulata. Record insuperato sulle 24 ore, la pioggia massima mai registrata in un giorno intero in Liguria è sempre quella dell'alluvione del 70, con praticamente quasi 1000 millimetri. Perché vi faccio vedere questi? Li voglio collegare a Valencia. Allora, questa tabella rappresenta nella prima riga i valori misurati a Valencia nella recente alluvione. Voi vedete di nuovo qua in alto le varie cumulate, cioè la pioggia in 10 minuti, in 30 minuti, in un'ora, in 3 ore, in 6 ore, 12 e 24 ore. Praticamente i valori di Valencia vengono confrontati con quelli delle alluvioni storiche, insomma, più liguri. Il giallo è sostanzialmente per ogni categoria, per ogni lasso temporale, il massimo. Quindi, per esempio, Valencia in 10 minuti ha registrato un valore di 42 mm in 10 minuti, che è veramente tanto, sono litri su metro quadro, che è insuperato. In realtà vediamo che a Genova nel 2011 ne sono piovuti praticamente 40, quindi siamo nello stesso ordine di grandezza. Andando avanti, anche sulla mezz'ora, abbiamo il record di Genova, 107 mm, Valencia è molto vicino, 102. E così via. Diciamo che quello che distacca Valencia da tutti gli episodi liguri sono i valori in 3 ore e 6 ore, cioè i valori in 3 ore e 6 ore di Valencia sono veramente molto elevati rispetto a quello che sono i nostri record storici. Viceversa però, noi siamo insuperati sui valori massimi nelle 12 ore e nelle 24 ore. Ora, al di là del dettaglio, il senso qual è? Che l'alluvione di Valencia presenta dei valori mediamente che non sono assolutamente distanti da quelli cui purtroppo noi siamo, diciamo, stati abituati. L'impatto che ha avuto su Valencia questo fenomeno, con un numero di vittime veramente incredibile, è comunque diverso, diciamo, dal punto di vista delle vittime da quello che è stato il debito di vite umane in Liguria. Viene da pensare che ci sia anche una sorta di resilienza di un territorio che comunque per sua natura e conformazione, per quanto urbanizzato, per quanto con una serie di problemi, però è abituato ad avere comunque fenomeni intensi. La zona di Valencia invece no, quindi oggettivamente questo fa la differenza. Non ci deve assolutamente rassicurare, ci mancherebbe, però diciamo ci siamo interrogati sul perché di questa, cioè i numeri sono praticamente gli stessi, ma insomma gli effetti ora oggettivamente sono stati, almeno in termini di vite umane, molto diversi. Vediamo cosa ci aspetta in Liguria. Allora, la Regione Liguria ha fatto fare uno studio a Fondazione CIMA proprio su una proiezione di scenari climatologici sulla nostra regione. In genere si parla di diciamo modelli climatologici a scala globale. È chiaro che quando uno vuole andare a scala locale a fare una previsione di scenari, l'aumento dell'incertezza è molto alto, quindi questi sono, diciamo, indicazioni che vanno prese in termini qualitativi, perché alla scala locale si possono fino a un certo punto fare, diciamo, affermazioni, diciamo, certe. Però il segnale c'è ed è assolutamente in linea col discorso generale globale. In Liguria ci si aspetta fondamentalmente, diciamo, commentando queste mappe anche magari poco chiare, dal punto di vista delle alluvioni c'è più blu sul Levante, vuol dire che ci si aspetta un aumento dei giorni di precipitazioni intense, in particolare sul Levante. Dal punto di vista della siccità, un aumento dei giorni siccitosi, in particolare il rosso è più intenso lungo la costa.
Dal punto di vista delle temperature, un aumento delle temperature con particolare riferimento ai rilievi e quindi con un impatto anche particolarmente significativo sulla neve. Io però quando parlo di cambiamenti climatici poi voglio sempre associare l'aspetto dell'urbanizzazione perché diciamo è stato ed è un altro elemento o comunque è stato nel passato sicuramente rilevante. Questa è la mappa, un esempio di come Genova è cresciuta nei secoli, nei decenni, nella sua storia e naturalmente ha invaso in particolare quelle che erano le aree dei due grossi, diciamo, torrenti, corsi d'acqua di Genova, letteralmente assediandoli, diciamo, con costruzioni, strade e così via. Queste sono cose note a qualunque genovese, ma insomma vale la pena ogni tanto riguardarle un po' dall'alto, quindi il Bisagno, il Ferreggiano, nella mappa in alto si vede il corso che è ancora, diciamo, visibile all'esterno in azzurro e poi tratti invece che scorrono sotto le nostre strade in giallo tratteggiato. In basso uno zoom sul Ferreggiano tratteggiato perché sono sempre sotto le strade. Questo ovviamente noi sappiamo bene che qualunque comune ligure, in particolare della costa ligure, sostanzialmente è stato costruito di fatto tombando un corso d'acqua e probabilmente la gente non sa spesso che le strade dove vivono, dove vive, dove transita, in realtà sotto ha dei corsi d'acqua, dei torrenti, dei rii. Amo sempre presentare anche questa altra slide che è di nuovo il nostro Bisagno. C'è un'immagine, diciamo, del ponte di Sant'Agata che è, diciamo, di epoca medievale e di come l'alveo del Bisagno era molto ampio. Dall'alto si vede bene, quindi quella che è la dimensione dell'alveo attuale rispetto a quella che era la traccia, diciamo, l'impronta di questo ponte. Quindi è chiaro che il Bisagno, sì, c'è quindi il cambiamento climatico, ma è anche vero che il Bisagno esonda e può fare vittime anche perché noi abbiamo completamente ristretto l'alveo, quindi questo va sempre, diciamo, tenuto in considerazione. Sulle alluvioni, allora, l'allerta. Allora, in Liguria, dopo le ultime alluvioni, in particolare 2011-2014, c'è stato un grosso aggiornamento del sistema di allerta, anzi direi che questo è stato una delle spinte per aggiornarlo a livello nazionale. Mi ricordo ancora che anche noi stessi abbiamo partecipato a dei tavoli di lavoro nazionali presso il Dipartimento di Protezione Civile che ha contribuito molto a, diciamo, aggiornare il sistema. È un sistema perfettibile? Sì, c'è il limite della prevedibilità degli eventi. Una critica che viene mossa spesso è che le aree di allertamento sono troppo grandi, dovrebbero essere più piccole in modo da andare a localizzare con maggiore precisione diciamo, il colore dell'allerta e quindi il livello di rischio che si prevede. Spesso però questo non è possibile perché la natura poi dei fenomeni che colpiscono la Liguria, che sono fondamentalmente temporaleschi, non consente ai modelli di prevederne con 24 ore prima la localizzazione con una sufficiente precisione. E vi assicuro che nella sala operativa meteorologica spesso, siccome si consultano diversi modelli, si fanno tutta una serie di valutazioni abbastanza complicate, capita molto spesso che nel corso della previsione, anche il giorno prima, 2 giorni prima, i modelli cambino idea. Fino a 6 ore prima, oppure un modello localizza in un certo posto con una certa quantità e l'altro in un altro posto con un'altra quantità. Il mestiere del previsore è in questo senso molto difficile e quindi deve contemperare, deve poter dare poi un'informazione utile, che vuol dire un'informazione ragionevolmente attendibile. Comunque questo non vuol dire che ovviamente noi, cioè margini di miglioramento ce ne sono sempre e penso che procederemo in questo senso, abbiamo anche alcune idee in merito. Dopodiché misure ce n'è quante ne vogliamo, sull'aspetto meteorologico abbiamo una rete veramente molto fitta, misuriamo tutti i parametri, pioggia, livello dei corsi d'acqua, ovviamente poi tutti gli altri parametri meteo, il vento, la temperatura, eccetera.
Queste sono immagini di un pluviometro, quindi le misure dei pluviometri arrivano direttamente alla centrale. Questa invece è la misura di una portata di un corso d'acqua. Naturalmente la questione qui è più complicata, bisogna che vadano proprio gli operatori con appositi strumenti, diciamo, a misurare questa portata. Le previsioni sulla modellistica noi siamo decisamente ben messi, direi, ne usiamo diversi di modelli, alcuni li gestiamo direttamente. La cosa interessante è che andiamo a fare degli zoom sempre più ad alta risoluzione per quanto riguarda la previsione di pioggia e poi diciamo diamo questa informazione della pioggia prevista a dei modelli idrologici di piena che quindi simulano poi quello che è l'andamento della piena nei corsi d'acqua. Richiamavo qua i vari siti e anche i social naturalmente su cui noi siamo. Volevo richiamare l'attenzione sulla app Meteo 3R. È un'app sviluppata qualche anno fa dalle 3 regioni, 3R quindi sono le 3 regioni Val d'Aosta, Piemonte e Liguria. È molto carina, è molto utile. So che ci sono app commerciali meteo che danno previsioni dettagliate, però questa è utile, scaricatela perché c'è l'allerta, quindi l'informazione immediata sul livello di allerta nella zona di vostro interesse e ci sono le misure in tempo reale, ma veramente in tempo reale. Quindi io la uso tanto personalmente quando c'è un evento intenso in corso e devo decidere cosa fare. Prendere la macchina, starmene dove sono, aspettare, perché lì ho la fotografia di dove sta piovendo, quanto sta piovendo, ho la visualizzazione del radar che poi mi dà la pioggia, che mi fa vedere il movimento della pioggia, con i livelli di intensità, identificando i temporali. Quindi sostanzialmente mi aiuta veramente a prendere delle decisioni, diciamo, informate. Quindi non vogliamo competere con le previsioni commerciali che danno la previsione a ogni singola ora, però sull'aspetto dei dati osservati e della pioggia, di quello che sta succedendo, questo sì. No, ve la raccomando perché sono convinta che vi piacerà, almeno io la uso, le mie figlie la usano, eccetera, perché e anche recentemente, negli ultimi episodi che ci sono stati nel Savonese, insomma, con piogge intense, io ho preso delle decisioni in base a quello, perché non ero in ufficio, ero in giro. Caldo, invece parliamo di scarsità e parliamo di ondate di calore. Questo per farvi vedere tutti i dati che noi maciniamo, che monitoriamo e che analizziamo. Questo grafico, anche non sapendo che cosa vuol dire, uno capisce però che insomma si parte a sinistra dall'azzurro e si va verso il rosso. E in realtà cosa sono? Sono le anomalie di temperatura a Genova nel periodo estivo, partendo dal 63 arrivando al 2022. Quindi questa è una traccia del fatto che a Genova la temperatura sostanzialmente sta aumentando, insomma visivamente anche molto netta. Ci sono grafici più complicati che però forse adesso non è il caso di analizzare, direi. Comunque questi si riferiscono al 2023 e 2024 che sono stati anni molto caldi, la temperatura media ligure e quei quadrotti, quei rettangoli rossi che vedete evidenziano come la linea nera, prendiamo appunto quella più chiara qua in alto, la linea nera che è la temperatura media del 2023 mese per mese, come supera quella bella striscia azzurra che è la media climatologica con la sua variabilità, ma che comunque dovrebbe rappresentare quella che è la normalità. Ci sono in certi periodi dell'anno abbastanza prolungati, ci sono stati dei superamenti decisivi, importanti della temperatura media climatologica, sia nel 2023 che nel 2024. Il 2022 è stato un anno siccitoso non solo da noi, ovunque in Europa, dovuto a due fattori concomitanti. Ci sono state delle ondate di calore importanti che ovviamente hanno portato un'evapotraspirazione esasperata e c'è stata siccità, cioè carenza di precipitazioni. Quindi l'Europa ha sofferto in generale. Anche da noi, questa è una fotografia di un giornale dell'epoca, l'Argentina a livello più basso in 56 anni, insomma ce lo ricordiamo. Anche qui abbiamo misurato e analizzato i fenomeni
E quello che è successo in quel periodo è che si facevano riunioni periodiche con l'autorità di bacino dell'Appennino settentrionale, che comprende Liguria, Toscana e Umbria, per andare a analizzare la situazione e fornire informazioni utili poi ai gestori della risorsa idrica. Questo è un indice, non importa come viene calcolato, ma un indice che dà l'idea della scarsità idrica. E naturalmente il marrone e l'arancione sono i livelli più critici, siccità estrema, siccità severa. Questo è l'indice immediato annualmente e si vede che appunto a quell'epoca la Liguria era sicuramente una regione sotto fortissimo stress. Questi sono modelli, questi sono dati che noi forniamo e che sono pubblicati sul nostro sito. Se uno proprio vuole divertirsi, abbiamo report di ogni cadenza, mensile, stagionale, annuale, con tutta una serie di indicatori su questi aspetti. Il cuneo salino di Andora. Allora, nel 2022 ad Andora c'è stato appunto questo fenomeno dell'intrusione del cuneo salino. Perché? Allora, questo livello che vedete, diciamo arancione, e poi c'è il massimo e minimo, diciamo la variabilità, però fondamentalmente questa curva colorata è il livello della falda. Il livello della falda misurato in questo punto in particolare dalla mappa, e si vede che nel 2022 fino a un certo punto era ovviamente normale, poi è precipitato perché c'era proprio un deficit diciamo di precipitazione importante. Questo abbassamento drastico della falda vicino al mare ha portato al fatto che l'acqua del mare è potuta penetrare, diciamo, anche nei pozzi, e questo naturalmente ha creato un'emergenza idrica notevole, tanto più che d'estate la popolazione di Andora, come di tutti i comuni liguri della costa, ovviamente esplode, quindi la richiesta era aumentata. Noi abbiamo fatto delle misure per vedere l'intrusione del cuneo salino, si misura sostanzialmente la conducibilità, perché la conducibilità dell'acqua cambia a seconda che sia ovviamente più o meno salata. Qui vi faccio vedere la falda, l'andamento della falda in 3 anni, quindi si parte col 2022 appunto e si vede questo minimo storico. Poi d'inverno risale la falda, di nuovo nel 2023 stessa crisi, e naturalmente invece nel 2024 quel minimo che si vede poi più sulla destra è molto più contenuto, perché nel 2024 è piovuto tanto. È piovuto tanto e questo naturalmente ha avuto un effetto molto positivo sulla falda. Tanto che appunto l'intrusione del cuneo salino, quella curva rossa che era evidentissima nel 2023, nel 2024 non c'era, cioè la falda sì che è diminuita d'estate, ma si è mantenuta a un livello che comunque ha consentito di diciamo, far fronte, di impedire diciamo, l'intrusione del cuneo salino. Velocemente vi dico che noi facciamo parecchie misure sui corpi idrici. Questi sono i corpi idrici, diciamo, oggetto di monitoraggio per legge regionale in Liguria. La differenza di colore dipende dal fatto che siano acquiferi alluvionali oppure carsici, quindi diciamo o da depositi alluvionali oppure diciamo in roccia, fondamentalmente calcarea. Però diciamo al di là di questo noi li monitoriamo sia in quantità che in qualità. Naturalmente la qualità va a vedere una serie di parametri che sono poi indicatori di un possibile inquinamento che ha ovviamente diverse cause, questo è evidente. Questi sono i punti di monitoraggio. Ci tenevo a segnalare che noi facciamo analisi di laboratorio addirittura di 67 sostanze, e misuriamo anche dei parametri in campo, quindi facciamo veramente una fotografia della qualità delle acque molto, molto dettagliata. Quantitativamente la falda, usiamo dei piezometri, ci sono 90 punti di monitoraggio e andiamo proprio a misurare il livello della falda, che è appunto quella che interessa in particolare in periodi di scarsità idrica. Lo strumento utilizzato è il piezometro, che proprio misura fondamentalmente poi la pressione, tramite la pressione e l'altezza della falda, ma al quale possono essere associate tutta una serie di altre misure comunque dell'acqua.
È solo per farvi vedere che insomma c'è dietro un lavoro abbastanza consistente. Su questo volevo però farvi fare una riflessione e richiamare il caso della tempesta Alex. Di nuovo è stato un caso, un'alluvione molto molto rilevante nell'ottobre 2020 al confine tra l'Italia, tra la Liguria e l'Italia e la Francia, quindi nell'estremo imperiese. Quindi un fenomeno come dire, tanta acqua, troppa acqua, devastazione e alluvione. Questo è interessante perché la sequenza delle immagini è abbastanza drammatica e anche perché noi abbiamo perso l'idrometro qua, perché vedete che il povero idrometro sul fiume Roia ha misurato il massimo storico fino a un certo punto, poi è scomparso perché è stato travolto dalla piena. Il problema di questo evento è stato veramente particolare dopo, perché praticamente è stata talmente devastante, ha rotto talmente gli equilibri sul corso d'acqua che il letto del fiume si è ricoperto di limo fondamentalmente. Questo ha fatto sì che la capacità di penetrazione dell'acqua nella falda diminuisse drasticamente. Quindi questo è un grafico della falda che dopo che aveva una sua certa, diciamo, soggiacenza, che dopo l'alluvione si è notevolmente abbassato di 4 metri. Questo veramente ha prodotto una crisi che è perdurata negli anni. Questo è un altro grafico che dice la stessa cosa, ma volevo segnalare nel 2021-2022 le varie misure della falda oscillano, perché poi cosa è successo? È intervenuto l'uomo a fare questi interventi di grattage, cioè sostanzialmente si raspa il fondo dell'alveo cercando appunto di riuscire a far riaprire in qualche modo a riaprire il canale di collegamento con la falda. Questi interventi hanno, diciamo, un impatto temporaneo positivo, ma poi in realtà non sono risolutivi. Fortunatamente nel 2024 è piovuto tanto. Questa tabella fa vedere che l'anno 2024, guardiamo anche la tabella in grassetto, si vede, sono piovuti 890 millimetri, anche se fino ad adesso in realtà non si è chiuso l'anno naturalmente, però già questo ci dice che finalmente siamo a livelli di pioggia pari a quelli del 2018-2019. Gli stessi dati sono riportati nel grafico. Negli ultimi anni invece oggettivamente è piovuto poco e questo lo sappiamo. Uno degli effetti positivi di questa pioggia del 2024 è stata naturalmente, vabbè qui adesso non è chiarissimo, ma l'aumento della falda nel Roia. Questi puntini rossi che mese per mese salgono, questi puntini piccolini diciamo sotto il grafico, sono il livello della falda rispetto a quello che è diciamo la statistica e si vede che sono mensili e si vede che comunque la falda è risalita. E quindi questo è stato, diciamo, tanta manna per quanto riguarda il Roia. Brevissimo le azioni, ma è già stato detto tanto in maniera anche molto più approfondita dai professori. Volevo solo puntualizzare che le strategie per i cambiamenti climatici esistono a livello globale, ma naturalmente poi vengono calate a livello regionale. Anche la Liguria ha una sua strategia e dei tavoli su cui si lavora per la realizzazione dell'agenda 2030 anche in Liguria. Andando poi invece terra a terra, le azioni che si possono fare. È stato detto in maniera molto più, diciamo, puntuale e dettagliata con pro e contro quelle che possono essere le azioni in caso di scarsità idrica. Gli interventi infrastrutturali su questi aspetti sono sicuramente, diciamo, di vario genere. Serbatoi, casse di accumulo, situazioni di questo tipo possono sicuramente alleviare localmente. Penso che poi dipenda anche dalla situazione locale, insomma, vanno ovviamente calate nella realtà locale. La questione delle fonti differenziate delle reti idriche connesse è veramente un problema. Come giustamente diceva il professor Roth, non lo è magari nel genovese, perché questo è già stato fatto a suo tempo, ma sicuramente nell'imperiese lo è. Il buon uso anche, ma questo è già stato detto, quindi in agricoltura un uso puntuale, un'irrigazione diciamo ad hoc, ma anche il nostro utilizzo quotidiano dell'acqua ovviamente più oculato. La riduzione degli sprechi anche in Liguria, decisamente c'è una situazione abbastanza drammatica e infatti c'è un grosso finanziamento PNRR per il rifacimento del Master Plan Roia, il rifacimento dell'acquedotto del fiume Roia. Questo decisamente è un aspetto estremamente rilevante, costoso, ma insomma
bisogna anche farlo. Il riuso è molto interessante. Il riuso dell'acqua depurata è una cosa che ovviamente viene sempre più sfruttata e forse andrebbe sfruttata di più, e ci sono anche delle opportunità economiche, ma qui appunto il professore lo sa decisamente meglio di me, che si possono sfruttare a beneficio di tutti. Ultima slide è quella, ritorno invece alle azioni non sulla scarsità idrica, ma sul discorso alluvioni. Ci sono le 3 fasi che sono fondamentali. Per affrontare il tema delle alluvioni bisogna conoscere, quindi essere informati e cercare noi di migliorare sempre di più il sistema di allerta. Bisogna però anche pianificare. Questo è un aspetto che certe volte sfugge o comunque non è abbastanza evidenziato. Per quanto io possa fare una previsione corretta, vediamo Valencia, perché la previsione c'era allerta rossa, i meteorologi avevano detto che era un evento drammatico, però prima bisogna che il sistema abbia dei piani di protezione civile a tutti i livelli, nazionale, regionale, comunale, che vuol dire che io devo aver studiato degli scenari e devo aver già definito che se succede una certa cosa in quel corso d'acqua nel mio comune, io so che le prime azioni da intraprendere, chi le deve intraprendere, con che tempi, e so anche comunicare ai cittadini il rischio. La comunicazione su questo è molto importante, credo che in Italia dobbiamo lavorare molto su questo. La comunicazione è proprio immediata, anche tramite cellulare. E poi agire e quindi di nuovo a tutti i livelli, non solo gli enti preposti, ma anche il singolo cittadino. E anche ultimamente, nelle ultime diciamo, episodi che noi abbiamo vissuto, penso che tutti voi abbiate visto filmati o fotografie di persone sui ponti con l'acqua fin qua, a guardare il corso d'acqua che stava esplodendo, e purtroppo questo di nuovo è un altro elemento a salvare la macchina. Sono sempre le solite cose, su questo bisogna continuare ovviamente ad agire. Credo comunque, tornando a Valencia, che insomma noi abbiamo fatto qui in questa regione per la nostra storia dei passi da gigante, e che la gente adesso è molto più consapevole, e quindi adotta già dei comportamenti corretti. Noi dobbiamo come sistema migliorare nella comunicazione, assolutamente. Ci sono delle cose che però la comunicazione, non so se avete sentito parlare di IT Alert, che è questa messaggistica, anzi c'è stata una sperimentazione in Liguria, giusto? Quindi questo broadcast, diciamo, sui cellulari, se ti trovi in una certa zona con un certo pericolo imminente, ti suona il cellulare. Bellissimo. Però prima di tutto, secondo me, dobbiamo far capire alle persone cosa devono fare allora poi. Perché se la reazione è, ma la mia stessa reazione, mio figlio è a scuola, vado subito a scuola a prendere mio figlio, ecco che questo diventa quasi deleterio. Quindi sono sistemi che vanno benissimo, ma va gestita la messa in opera, diciamo, con molta attenzione, ed è complessa. Questo almeno è il mio pensiero. Direi che ho finito. Grazie. Grazie, dottoressa Trovatore, per queste informazioni. Ci danno anche un certo sollievo, perché sappiamo che abbiamo un'agenzia regionale di protezione che è attenta, nei limiti ovviamente delle disponibilità, delle tecniche, delle metodologie. I tre relatori hanno toccato punti estremamente interessanti. Credo che ci siano domande, e qui sì, aspetti, che tanto c'era lui, poi le passo il microfono. Però domande rapide. Rapide, la prima. Mi ha colpito il 7% di aumento di vaporacqueo, direi, per quello che riguarda ogni grado. Mi chiedo se in qualche modo è certamente antropico l'aumento, perché l'innesco è dall'anidride carbonica, ma sono veramente spaventato dal fatto che diciamo probabilmente l'aumento poi è amplificato dal fatto
che il 7% dell'aumento del vapore acqueo, anzi mi chiedo se a un certo punto non si vada addirittura dico quasi a catastrofi, perché è un feedback positivo che si è innescato. La seconda che mi sembra molto interessante, la cosa che diceva la dottoressa dell'ARPA. Tra l'altro prendo neanche 30 secondi per ricordare in particolare un collega scomparso, ma un altro ancora attivo, che per lungo tempo l'OMIR era presso il mio dipartimento e Corrado Ratto e Franco Sicardi, entrambi come facoltà erano ingegneria, ma essendo fisico hanno diciamo iniziato questa cosa. Vorrei ricordare quanto è importante la comunicazione, perché io stesso che nel 2014 ho prendendo i dati di Omirla che mi avevano dato anche quelli a un quarto d'ora, sì. Diciamo ho sostanzialmente non ne sapevo nulla nel 2014 e soprattutto mi ha stupito che quasi non ne sapessero nulla al comune di Genova, perché se no non ci sarebbe stato diciamo il volontario quando diciamo chi sapeva ha trovato in rete quello stesso giorno che era straripato che a una certa ora c'era al centimetro diciamo quanto era il bisogno. Quindi e tra l'altro invece questa è una curiosità. Avevo tirato fuori, diciamo, vedendo la sede storica, che dalla passerella Firpo, diciamo, in circa 10 anni erano c'erano stati una decina di superamenti del livello, non di 2,5 metri, da di 2,20 metri, ma in circa la metà di questi casi era esondato, ma non prima di un'ora. Il pluviometro a monte c'era addirittura la possibilità di dare con 2 ore di anticipo, diciamo per quando per 2 ore consecutive piovuto più di 30 millimetri, era nel 50% del casi, eccetera. Quindi da una parte la curiosità, poi quello so che il comune poi si è dato da fare, ha fatto dei piani che prima non sapevano assolutamente, non si sapeva che cosa si doveva fare. Ora credo invece di sì, però è forse utile e opportuno sapere che ciascuno di noi può vedere i dati del disagno forse ogni mezz'ora, se non sbaglio. Sì, sì. Grazie. Ogni quarto d'ora sulla app. Ogni quarto d'ora voi, non so se diciamo, no, voi ogni 5 minuti. Degli idrometri ogni allora, quarto d'ora. Possiamo raccogliere prima le domande e poi così rispondete. Grazie per la conferenza a tutti i relatori bravissimi. La dottoressa Trovatore volevo sentire per quanto riguarda le acque sotterranee del Bisagno. Cosa ne pensa di queste acque sotterranee e del fatto che vogliono costruire uno Sky Metro che con i piloni andrebbe a interferire con queste sorgenti sotterranee, inquinando anche l'acqua che esce dai nostri rubinetti, perché ci sono delle prese d'acqua, vero, dell'acquedotto? Domande?
Allora, intanto se volete rispondere a queste. Tu non sei stato. No. È acceso questo. Sì, sì, è acceso. Grazie per il ricordo di Franco Siccardi, a cui aggiungerei anche forse Giovanni Solari in quegli anni, e loro insieme a Corrado Ratto sicuramente sono stati il punto di inizio di molte cose positive, non soltanto per questa regione, ma io direi per tutta l'Italia. La Protezione Civile italiana ha avuto, diciamo, in loro gli iniziatori di una transizione ad una condizione, diciamo, maggiormente informata da quelle che sono tutte le osservazioni e tutto quello che la dottoressa Trovatore ha descritto oggi, quindi mi fa molto piacere. Per quanto riguarda, diciamo, l'equazione, l'equazione di Clapeyron è un'equazione molto conosciuta, descrive l'equilibrio al variare della pressione e della temperatura dell'acqua e delle sue, se è in fase vapore, fase liquido, fase solida, con il punto triplo in cui queste tre tendono a coincidere. Se noi facciamo aumentare la temperatura, inevitabilmente l'aria riesce a trattenere, diciamo, più umidità, più acqua, senza dar luogo a precipitazione. E effettivamente, diciamo, questa, diciamo, è ricordata sempre di più in questo periodo, perché effettivamente il 7% è una quantità enorme, no? E quindi se io riesco in un'estate particolarmente calda ad avere un'anomalia di temperatura come quella che è stata mostrata, come negli ultimi grafici dalla dottoressa Trovatore, beh, è chiaro che io allora aggiungo 7% a 7%, diventa una quantità enorme. E quando questa si confronta con la ciclogenesi del Golfo di Genova, con lo stesso fenomeno a Valencia, si generano queste catastrofi, che sono delle catastrofi, perché quell'acqua che con l'aumento di temperatura riusciamo ad immettere in atmosfera, prima o poi precipita. E quindi questo determina questa maggiore intensità. Negli anni passati, passo al Bisagno, negli anni passati rispondo io. Non Sì, so no, nel se... senso che io posso solo dire, rassicurare su un punto in generale. No, 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 ma allora, ogni volta che c'è un'opera, anche la famosa grandi opere più o meno grandi, vi assicuro che c'è un sistema, c'è una valutazione di impatto ambientale, un sistema autorizzativo molto stringente, sono coinvolti tutta una serie di enti, assolutamente, ci sono delle conferenze di servizi, quindi non solo in queste situazioni c'è ARPAL, ma c'è anche la Regione, Dipartimento Ambiente. Però, no, mi scusi, che valutano in maniera molto approfondita tutti gli aspetti che hanno anche un impatto ambientale, di salute, eccetera, ma assolutamente tutti gli aspetti, ma questi vengono tutti valutati attentamente. E quindi poi c'è una valutazione con un riscontro che poi in genere può anche portare, come dire, per esempio, anche a un esito favorevole con prescrizioni oppure a un diniego o una riproporre il progetto. Questo le dico, in generale le assicuro che c'è un lavoro nostro e dei colleghi anche di regione veramente, veramente approfondito su tutti gli aspetti, compreso quello che dice lei. Grazie. Ma- Prego. Però forse c'era un Aia, aspetto aia, più- Prego, prego. Allora, l'acquedotto sì, ha dei campi pozzi, mi sembra che siano in piazza Paolo Danovi, questi campi pozzi, nella parte terminale. Sì, cioè, sono dei pozzi, dei campi pozzi che prelevano quest'acqua. Non mi risulta che la falda del Bisagno però sia una falda di tipo artesiana, cioè non è una falda contenuta da due strati impermeabili che la isolano da quello che avviene in superficie, tale per cui un eventuale foro nella protezione superficiale mette in connessione la falda artesiana con le acque superficiali, ma già ora sia una falda di tipo freatico. Quindi se io
in qualche modo sverso sulla superficie del terreno una sostanza inquinante, questa già oggi raggiunge quella falda. Dal punto di vista tecnico, non vedo un cambiamento dovuto a questo intervento, perché il sistema già oggi è in connessione con le acque superficiali e quindi non cambierebbe questo. Sui piloni e sull'aspetto estetico non è, diciamo, il mio settore, non mi pronuncio sull'opportunità o sulle... Va bene, io credo che, diciamo, sia corretto che le persone esprimano il loro punto di vista e io lo apprezzo moltissimo. Diciamo che forse se si individuasse una linea più sostenibile, forse si otterrebbero dei risultati migliori anche nella protesta. Sparare un po' a tutto campo, secondo me, indebolisce un po' la proposta, però questo è un mio punto di vista da ingegnere, che quindi non conta proprio niente, l'assicuro. Se posso, sì, avevo una domanda per il professor Rocchi, ma in realtà anche per il professor Roth, perché è una riflessione che mi è venuta in due momenti di entrambi gli interventi. Allora, rispetto all'intervento del professor Rocchi ha a che fare con il discorso del valore economico, no? Cioè la sostenibilità, come dire, posso essere insostenibile o comunque posso permettermi di essere insostenibile o valutare l'insostenibilità alla luce del fatto che produce un valore economico, perdere il quale rappresenta un costo sociale e da economista non posso che essere d'accordo. Però mi sembra che questo guardi solo all'aspetto della fornitura, cioè perché se c'è una relazione tra, se ho capito bene, l'aumento delle pressioni, la riduzione della fornitura, ma anche la riduzione di altri servizi, ad esempio sulla prevenzione del tema delle alluvioni, allora da una parte recupero quel valore ambientale che è legato alla fornitura, ma siccome studi recenti mi dicono che una impresa che è soggetta a rischio di alluvione ha un 30% di probabilità di default nei 2 anni successivi all'evento, e poi perdo l'attività agricola, quindi perdo l'impresa. E mi è venuto in mente la stessa riflessione, quindi questo un po' la riflessione su come usare, perché ci vuole davvero un sacco di cautela, secondo me, nell'usare gli indicatori, sono difficilissimi da interpretare in funzione di che cosa? Di quello che poi si deve fare, no? Cioè come valutare l'adattamento, perché questo qualcosa mi dice su come valutare diciamo, le azioni di adattamento in agricoltura. E un po' la stessa riflessione mi è venuta riguardo al tema diciamo, della specializzazione nel commercio internazionale come un elemento che in realtà incide positivamente sull'impronta idrica, ma anche lì, se ho capito bene, guardo in realtà il flusso, cioè mi viene a dire la fornitura, insomma, pensando al servizio ecosistemico. Quindi forse anche in quello ci sarebbe poi da valutare altri possibili effetti legati ad altri servizi, gli stessi che dicevo prima, la capacità di remediation o comunque insomma di purificazione, eccetera. Beh, allora io non posso essere che d'accordo nel dire che la valutazione che ho proposto io è un pezzo ovviamente del problema. Tra l'altro è un modello diciamo di tipo statico, quindi ti fa vedere, data la struttura, quanto vale oggi. È chiaro che diciamo è un aspetto che deve essere considerato perché si ha quasi la sensazione che diciamo il valore ambientale abbia oggi, perché la sensibilità è cresciuta, una priorità rispetto al valore economico. In realtà la sostenibilità è sempre ambientale e sociale, in realtà, quindi le due cose sono collegate. Io sono d'accordo su questo e credo che il punto sia questo. Noi oggi abbiamo parlato di flussi, cioè abbiamo parlato di una risorsa di cui conosciamo la capacità in un certo intervallo di tempo di fornire un servizio. Il servizio ecosistemico è, diciamo, un concetto anche più ampio. Tra questi servizi c'è la fornitura di acqua, ma è chiaro che
questi flussi vengono da uno stock, come in economia abbiamo i capitali e abbiamo i redditi annuali. Il punto qui è capire se certe azioni che facciamo noi o certe situazioni di stress che derivano anche dalle nostre scelte non intaccano solo il flusso, ma in qualche modo intaccano il capitale. Il problema della footprint dell'acqua è diverso da quello del carbon footprint, perché mentre da una parte, quando parliamo di emissioni, noi diciamo abbiamo uno stock di capacità di assorbimento di questi gas climalteranti nell'atmosfera, è globale ed è finito. Nel caso dell'acqua noi abbiamo una risorsa, quindi un capitale capace di produrre servizi, ma questo flusso è rinnovabile. Cioè, quindi io, se sto dentro i limiti, in qualche modo posso pensare che anche domani lo potrò fare, l'anno dopo, è una cosa diversa. C'è una reversibilità, se volete, entro certe misure dei nostri impatti. Se tanto la difficoltà è trovare il limite giusto, perché la quantificazione di questa soglia, vedete che quanto ci si può ragionare. Però la cosa importante qui è capire se oltre a superare la soglia in un certo momento ha delle conseguenze sul periodo successivo. Cioè, se io in qualche modo mi sto giocando anche il capitale che produce il flusso. Questa è la difficoltà, e dove forse anche i modelli economici ancora hanno una certa difficoltà, perché qui si tratta di integrare una visione dell'ambiente e di un capitale naturale capace di produrre questi servizi che poi servono per il benessere delle persone, ma descrivere i feedback negativi sullo stock è estremamente difficile. Tra l'altro anche già gli esperti di ambiente hanno difficoltà a quantificare lo stock fisicamente. Poi, come la professoressa sa meglio di me, è altrettanto difficile tradurre queste quantità fisiche in valori monetari, perché la valutazione monetaria ha dei margini di arbitrarietà, fa certe ipotesi. Quindi io credo che qui sia il punto chiave, riuscire a capire dove il superamento di questa soglia comincia a intaccare il futuro. Lo vediamo bene con le acque sotterranee. Le acque sotterranee, la falda, quando esageriamo a pompare, a un certo punto declina, e poi provochiamo dei danni che non sono solo l'aumento dei costi di estrazione perché la falda è più bassa, ma perché comincia a entrarci il sale, voglio dire. Quindi questo è il classico esempio. Abbiamo un capitale, uno stock, dobbiamo gestirlo, che si ricarica ogni anno, dobbiamo gestirlo entro certi limiti. Ma questo vale per tutto il sistema ambientale che produce flussi di servizi ecosistemici. Ci sono altre Forse domande? desidera Allora, che prego, aggiunga prego. qualcosa sul sistema. No, ma una considerazione molto semplice, nel senso che il commercio di beni di diverso tipo, io ho detto che fa ridurre l'impatto, diciamo, sul consumo idrico, e che questa riduzione oggi è stimata nel 4%. Non esiste alcun organo che governa questo sistema, tranne l'aspetto economico, che alcune volte rema anche contro a questo, no? Perché su questo si innesta moltissimi aspetti legati alla disponibilità della risorsa, ma soprattutto al suo costo, no? Per cui noi, e al suo valore non economico. Per cui in generale si tende a produrre un oggetto laddove è più opportuno che questo venga prodotto, e questo genera questo 4% di risparmio. Vorrei però farle un esempio che è quello della Giordania. La Giordania ha risorse idriche di tipo fossile, quindi usa un'acqua che non è un'acqua che un domani verrà rinnovata. La precipitazione non è in grado di alimentare quelle riserve idriche. Sono riserve idriche fossili dovute ad un clima di milioni di anni fa che si sono accumulate e che oggi vengono utilizzate dalla Giordania. E la Giordania è un fortissimo esportatore di meloni che vengono irrigati con quell'acqua fossile, non ponendo attenzione al fatto che, continuando in questo modo, fra 30 anni quella risorsa sarà finita, ma anche per bere sarà finita. Eppure oggi l'uso è quello. E quindi, diciamo, se tutto questo fosse
maggiormente governato, sicuramente ne avremo un vantaggio. Temo che non sarà facilmente possibile di questi tempi. Posso aggiungere una cosa su questo fatto? Ovviamente quando si arriva a parlare di questi problemi si arriva sempre al momento in cui si dice chi governa le decisioni, perché è chiaro che entro certi limiti in realtà la decisione decentrata è più efficiente, proprio perché il problema non è omogeneo e l'informazione rilevante per prendere le decisioni giuste è distribuita disomogeneamente. Chi sta in un luogo, chi è abituato, chi ha per esempio ha adattato l'economia o gli usi a un certo contesto, ovviamente è un'informazione che a livello centrale non c'è. Quindi questo è un problema politico, oltre che economico, rilevante. Tendenzialmente il rischio è sempre l'eccesso di pianificazione che poi di fatto può creare effetti avversi. Dallo stesso tempo sono d'accordo che quando c'è una risorsa che è chiaramente uno stock, ma è uno stock che produce un flusso, è come estrarre petrolio, una volta che l'hai estratto non c'è più, è chiaro che lì la decisione centrale è probabilmente meno costosa, tenendo conto sempre che le decisioni centralizzate, quanto più centralizzate sono, tanto più hanno alcuni rischi di errore rispetto alle decisioni decentrate. Se posso, volevo fare anch'io due riferimenti a due aspetti che avete toccato entrambi, ma che ha toccato anche la dottoressa Trovatore. Intanto il consumo di suolo che colpisce soprattutto le città, i grandi aggregati urbani. Però forse il consumo di suolo è anche quello che della diciamo scorretta gestione del territorio agricolo. Le tipologie di coltivazione, per esempio, ce ne sono diverse e quindi si possono utilizzare delle tecnologie che fanno risparmiare acqua e fanno anche danno una produzione più elevata, utilizzando anche spazi e suoli disposti a livelli diversi. Ad esempio, faccio un esempio che è su tutti i giornali. E quindi anche questo aspetto secondo me andrebbe tenuto conto. Invece vedo che diciamo, l'utilizzo del territorio agricolo avviene sempre nello stesso modo. Cioè, le tecnologie non mi sembra che ci sia una... L'unica cosa che ho notato è il cambiamento nelle risaie, dove non si usa più il riso che cresce nell'acqua, ma il riso che cresce senza acqua, diciamo, e quindi cambiando specie. Quindi anche questo credo che sia un aspetto da tenere presente, soprattutto per alcune nazioni, la Giordania ad esempio. Ma mi sembra che la Toscana abbia. Nel caso del Chianti non hanno avuto un cambiamento del tipo di aratura. Allora, qui geograficamente... sì. Allora, sicuramente, vabbè, quando si parla di consumo di suolo, in genere non si considera il suolo agricolo, ma il suolo, si intende il suolo costruito in maniera irreversibile, nel senso che il suolo, lo spazio rurale occupato dall'agricoltura in qualche modo è una forma di utilizzazione dello spazio fisico flessibile, si può cambiare. Non a caso quando le città crescono il prezzo dei terreni agricoli comincia a scontare la crescita della città prima ancora di diventare urbano, va bene? Perché i proprietari lo sanno, perché si concentrano. È chiaro che diverse forme di agricoltura hanno un diverso impatto sulla capacità del suolo di gestire l'acqua. Gli agronomi dicono sempre che appunto l'agricoltura non utilizza solo l'acqua, ma la regola. Quando ho studiato agronomia, prima di diventare economista, la circolazione dell'acqua nel suolo era uno degli aspetti fondamentali di questa disciplina. Nel senso che una buona agronomia, l'acqua deve esserci nel suolo, ma deve anche circolare in una maniera corretta. Quello che oggi riscopriamo è il fatto che una gestione corretta del suolo fa da serbatoio, cioè aumenta il serbatoio, rallenta per esempio i tempi di corrivazione. Non solo rende meno necessaria l'irrigazione, ma rende più gestibile gli eccessi di acqua quando ci sono. Il punto è che questa cosa si scontra con i costi di produzione, cioè la logica economica. È chiaro che le attività agricole sono attività che devono produrre un reddito e quindi fanno conto sul sistema dei prezzi. A volte il sistema dei prezzi avvantaggia forme di gestione di grande scala
che però possono comportare più rischi. Non necessariamente, per la verità, oggi ci sono tante ricerche nella direzione della intensificazione sostenibile, si chiama così, cioè si aumenta la produzione ad ettaro ma con delle tecnologie che sono... bisogna tenere conto anche di un altro fatto, quando lei citava l'agricoltura verticale, no? Per esempio. L'agricoltura verticale sono stabilimenti di fatto industriali in cui si produce con pochissima acqua su tutti gli scaffali. Io su questo tipo di agricoltura, ovviamente è una cosa che ha un suo spazio di mercato, ha senso, molte delle insalate che troviamo ai supermercati vengono dall'agricoltura verticale, di fatto. E sicuramente consumano pochissima acqua in proporzione. Però vorrei ricordare il fatto che l'agricoltura di pieno campo non produce solamente beni agricoli, ma produce servizi di tipo ambientale, quella che si chiama multifunzionalità agricola, cioè il fatto che un territorio sia presidiato, utilizzato, regolazione dei flussi dell'acqua, ma ci sono servizi anche in termini di costruzione del paesaggio e hanno valore e danno qualità della vita, conservazione della cultura. Cioè sono tutte cose che un'attività particolarissima di produzione come è l'agricoltura, fatta di piccole imprese sparse in spazi molto grandi, può fare solo l'agricoltura. Un futuro distopico in cui tutto il cibo per motivi ambientali lo produciamo negli stabilimenti verticali, non sono sicuro, e poi tutto il resto è un meraviglioso parco naturale, non sono sicuro che sarebbe bello per noi, anche perché voglio dire, la riserva naturale è una cosa, il territorio antropizzato rurale coltivato bene è un'altra cosa. Quindi anche qui bisogna trovare un equilibrio. Su questo sono assolutamente d'accordo. Come biologo, l'uso corretto del terreno agricolo mantiene la biodiversità, tant'è vero che l'Europa ha fatto una legge per ristorare gli ambienti naturali e riportarli alla condizione. Quindi non dico che a livello mondiale si debba passare a quel tipo di agricoltura. No, però uno scenario estremo per risolvere i problemi. Però quello che volevo dire, e per concludere, è questo: l'agricoltura in realtà tipicamente ormai a livello mondiale, anche in tutte le agricolture sviluppate, ma questo succede anche in quelle meno sviluppate, è un settore duale, dove c'è la gran parte della produzione che è fatta da imprese di grandi dimensioni che coltivano il grosso della superficie e una parte più piccola è fatta da un grande numero di piccole imprese. Allora, qual è? È chiaro che dal punto di vista ambientale le grandi imprese sono quelle che hanno una grossa impronta e quindi però sono anche quelle più capaci dal punto di vista economico di prendere le innovazioni e metterle in campo, quindi è una questione di trovare il modo giusto per andare in questa direzione, ma l'agricoltura è sostenibile nella misura in cui c'è una biodiversità nel settore, perché le aziende piccole, familiari, piccole e medie, hanno una funzione diversa, magari coltivano meno suolo, ma in territori magari rurali o marginali, come quelli che ci possono essere anche in Liguria, hanno un ruolo di conservazione, di identità, di territorio, eccetera, completamente diverso. Magari dal punto di vista dei redditi, dei profitti monetari fanno fatica, ma producono un servizio ed è per questo che forse meritano un certo tipo di sostegno che una grande impresa con grandi capitali e capace di stare sul mercato non gli serve, insomma, diciamo così. E qui. Ritornando invece all'ambiente urbano, il consumo di suolo, non so se l'ARPAS può intervenire su questo, però noi abbiamo cementificato tutto, no? E ci sono i giardini in cui se invece togliessimo il cemento e rimettessimo la terra, l'erba, credo che anche questo permetterebbe, ad esempio, di attenuare la quantità d'acqua che può essere, quindi a facilitare l'assorbimento dell'acqua a livello del terreno. Invece mi sembra che si proceda in una direzione. Questa non è una competenza dell'agenzia, però devo dire che anche ci sono delle linee PNRR che hanno puntato su questo, quindi diciamo una rigenerazione del verde anche a livello urbano e vabbè, lo vediamo ogni volta che piove ormai, anche un banale temporale non particolarmente intenso, ci sono fiumi d'acqua sulle nostre strade, sulle scalinate, sulle creuse, eccetera. Quindi questo è evidente, però questa è una presa di coscienza che c'è stata e tutto sommato sono anche interventi in certi casi non così diciamo costosi o enormi, quindi questa linea c'è, non ce ne occupiamo direttamente noi,
però diciamo abbiamo avuto modo di verificare che insomma ci sono anche queste linee progettuali. Grazie. Sì, aspetta che vengo lì. Due domande, per favore. La prima, se esiste in Liguria una mappatura delle acque sotterranee analoga a quella che mi pare sia stata fatta in Toscana. Questa è la prima domanda. La seconda, per esempio, è che noi sappiamo che a Genova ci sono tanti rivi sotterranei, ogni tanto ne salta fuori, salta qualcosa, no? E questo è collegato con delle opere, in parte probabilmente con delle opere che sono state fatte in tempi successivi e che quindi non hanno rispettato la struttura, la situazione precedente. E qui salta di nuovo un problema. Che rapporto c'è in realtà, per esempio, fra l'ARPAL da una parte? Chiedo scusa perché mi sono segnata due cose. Per esempio, se sappiamo per esempio che a Genova può cadere una così elevata quantità di pioggia, che rapporto c'è tra le analisi che fa l'ARPAL e per esempio la protezione civile e le istituzioni pubbliche, le istituzioni comunali che dovrebbero intervenire in maniera mirata e razionale nel concedere certe costruzioni. In precedenti forum è venuto per esempio fuori il problema della eduzione delle acque, del famoso scolmatore e così via. E più in generale, questo è un problema di non poco peso. E una domanda al professor Roth. Se le relazioni economiche internazionali, commerciali, comportano un risparmio dell'acqua, se ho capito bene, alla luce di orientamenti sovranisti sempre più forti, che previsioni potrebbe fare? Numero tre. Maria Domanda. Stella, quante ore hai? Ci dai per rispondere? Lo sai che ci possiamo, però mi è venuto spontaneo. E mi perdoni, quali sono i pregi e i difetti del fare un lago artificiale? Stanno discutendo in Toscana. Ci può dare qualche linea indicativa? Grazie. Via, quante cose. Partiamo dalla Liguria. Partiamo dalla Liguria e cosa succede quando piove. E dividiamo un pochettino due sistemi. Uno è quello dei corsi d'acqua, l'altro è quello del drenaggio urbano. Questi due sistemi sono progettati con criteri diversi perché diversi sono i danni conseguenti ad un ipotetico o reale fallimento nel loro funzionamento. Nel caso di un corso d'acqua le conseguenze sono quelle che abbiamo visto proiettate, no? Enormi danni economici e perdita di vite umane. Nel caso di una rete fognaria può darsi che mi bagno un po', può darsi che qualche scantinato venga inondato, però tutto sommato non mi aspetto una catastrofe. Per la legge italiana i primi sono dimensionati con tempo di ritorno 200 anni. Vuol dire che io mi aspetto su un orizzonte temporale molto lungo, 1000 anni, di contare 5 superamenti. I corsi d'acqua, questo è quello che imporrebbe la legge, il corso d'acqua medio italiano riesce a sopportare 30 anni, 60 anni, 50 anni, qualcosa del genere. Lo scolmatore del Bisagno, insieme allo scolmatore del Ferreggiano e al rifacimento della copertura, porta quel sistema a consentire lo smaltimento della portata, avete tempo di ritorno 200 anni. Però porterà, quando arriverà la talpa, che non si sa dov'è, però, vabbè, prima o poi io mi auguro, io insieme a tanti altri colleghi italiani abbiamo firmato una petizione perché venisse realizzata quest'opera.
E per fortuna, insomma, adesso sarà una questione di tempo. Purtroppo, perché è importante parlare delle cose di cui abbiamo parlato oggi? Perché purtroppo nel nostro paese, ma forse anche in altri, fra parlare di una cosa e vedere realizzato un qualcosa di positivo passa troppo tempo. Fra il parlare del Mose a salvaguardia di Venezia e il vederlo realizzato sono passati 50 anni. Oggi sappiamo che il Mose potrà far fronte ad eventi anche nel futuro conseguenti all'innalzamento del livello di medio mare, ma opererà, diciamo, fra 50 anni, nelle condizioni che oggi prevediamo esisteranno fra 50 anni, 260 giorni all'anno. Quindi sarà chiuso 260 giorni all'anno. Ha un dimensionamento, anche qui, fra i 3 progettisti del Mose, uno era genovese, Enrico Marchi, che ce lo ricordiamo bene, alcuni se lo ricordano. Diciamo, è dimensionato in modo tale che riuscirà a fare fronte, però la laguna di Venezia, chiusa 260 giorni all'anno, sia dal punto di vista economico, il porto cesserà di esistere, un porto non può essere chiuso 260 giorni all'anno, sia dal punto di vista ambientale, il ricircolo dell'acqua e dei sedimenti e il sistema delle barene smetterà di esistere. Ci sono voluti 50 anni per farlo, forse oggi dovremmo dire che cosa avremmo fatto fra 50 anni. Genova è cresciuta dalla Genova medievale, è stato mostrato da Elisabetta quell'espansione della città, ma quando è cresciuta verso monte, andando verso circonvallazione a monte, sempre legata a questa espansione all'acqua e all'acquedotto in questo caso, ma questa è un'altra storia. Quei sistemi fognari che si sono espansi verso monte sono stati collegati ai sistemi fognari medievali, i quali, quando sono stati progettati, nulla sapevano di quello che sarebbe successo 1000 anni dopo, no? Per cui oggi ci ritroviamo ad avere tutti quei rii che sono più o meno sconosciuti, in realtà adesso li conosciamo anche abbastanza, però sono soggetti, diciamo, ad una intensità tale perché drenano aree a monte che mai e poi mai si sarebbero immaginati di dover drenare. Sotto tutto il centro storico di Genova, quasi dovunque. No, direi di no, no. Sì, la conoscenza degli acquiferi c'è assolutamente anche in Liguria, ma non abbiamo fatto quello studio che ha presentato il professore. Ho preso nota, potrebbe essere interessante riproporlo in Liguria. Molto, molto. No, il discorso dei tempi della protezione civile, noi come ARPA, la protezione civile ha fondamentalmente 2 tempi, c'è quello dell'emergenza e quindi tutto quello che accade in previsione di un evento, durante l'evento, immediatamente dopo l'evento, a cui poi certo deve anche seguire poi il momento del lungo termine delle opere di difesa del suolo. Il problema in Italia è che ci vogliono ingenti risorse per queste e che spesso, e queste devono arrivare a livello nazionale, e spesso non c'è abbastanza, non vengono messe in campo abbastanza risorse e una pianificazione adeguata, una strategia dedicata alla mitigazione del rischio idrogeologico che deve prevedere notevoli risorse che certamente avranno i loro tempi, ma che se non le facciamo mai non risolveremo mai alcuni problemi. Lo scolmatore del Bisagno è proprio nato, doveva nascere da un'alluvione con delle vittime, da una tragedia, altrimenti insomma, sarebbe stato difficile. Quindi purtroppo manca dal mio punto di vista una pianificazione come paese con risorse messe serie, messe in campo, una strategia pluriennale su queste grandi opere. Quindi da questo punto di vista bisognerebbe lavorarci molto. Cercherò di essere telegrafico perché la domanda ovviamente se ne potrebbe parlare a lungo.
parlo da un'esperienza. Quando studiavo agronomia, negli anni 70 c'è stato in Toscana tutto un programma di costruzione di laghetti collinari, proprio perché nella collina c'era un problema di scarsità di acqua. Questi laghetti nei decenni successivi, diciamo negli ultimi 2 o 3 decenni, in gran parte sono stati dismessi perché erano privati, quindi venivano fatti anche da consorzi privati o locali, si interravano, hanno un costo di manutenzione considerevole. Quando le condizioni di convenienza economica agricola sono cessate per motivi anche di sicurezza, quindi perché sono invasi comunque piccoli sbarramenti, sono stati dismessi. Poi ci siamo accorti che abbiamo un problema di scarsità, per esempio sono utilissimi nel caso degli incendi nel Chianti, perché sono una fonte di acqua diffusa e in qualche modo contribuiscono a quello che ho fatto vedere. Il beneficio economico sostanzialmente è che diminuisce questo costo opportunità dell'equilibrio idroeconomico ambientale che vi ho fatto vedere. Quindi tutte le opere d'invaso hanno questo effetto benefico. Quindi ci sono dei costi e dei benefici economici quando si fa un lago di piccole o grandi dimensioni. L'altra cosa che io ho studiato è stato il grande lago di Montedoglio, che è uno sbarramento sul Tevere a cavallo vicino al confine con Lazio, tra Toscana e Lazio. All'epoca che studiai per la mia tesi era pensato per trasformare la Val di Chiana in una zona irrigua, riqualificando l'agricoltura, quindi l'agricoltura avrebbe prodotto più valore aggiunto, più prodotti di qualità e questo avrebbe ripagato l'opera. Oggi però ci accorgiamo che i benefici della presenza del lago sono anche nei termini di sicurezza di approvvigionamento idrico anche di tutti i comprensori, l'aretino, eccetera. Quindi il punto è questo, che in certe grandi opere i benefici che vengono, che possono venire, non li vedi quando li fai. Quindi io sono d'accordo sull'approccio di dire quando ho individuato una cosa che ha un senso e si decide di farla, va fatta in fretta e va fatta bene. Quindi non solo pianificare le risorse, ma le risorse concentrarle. Il lago di Montedoglio, lo sbarramento, ci hanno messo più di 20 anni a costruirlo. È chiaro che il costo finanziario di anticipare tutti questi costi prima di produrre benefici peggiora il rendimento dell'investimento. Poi ci sono gli aspetti ambientali. Per molti anni si è pensato, è chiaro che faccio un lago, cambio il microclima di una zona, ha un impatto ambientale e questo sicuramente. Però questo è un problema, chi fa economia ambientale, che è molto difficile mettere insieme la valutazione dei costi e benefici ambientali e i costi e benefici economici, perché spesso si misurano in 2 modi diversi. Mentre dei beni economici esiste un mercato e quindi il prezzo ce l'ho, in molti beni ambientali non esiste un mercato, il prezzo lo devo stimare, ma come lo stimo è discussione ampia. Quindi io credo che il rischio di una pianificazione che guarda troppo lontano è che ferma tutto, ma fermare tutto non è mai, secondo me, la soluzione. Ci vuole un giusto equilibrio tra cercare di prevedere, ma non posso ragionare in termini di che cosa succederà tra 1000 anni. Quando nel Medioevo hanno fatto le fognature, giustamente le hanno fatte in quello che vedevano. La nostra conoscenza è sempre limitata. L'intelligenza è di sfruttare tutta l'informazione che abbiamo, l'esperienza che abbiamo accumulato per fare scelte di medio periodo ragionevoli e poi quando prendiamo una decisione farla in fretta e bene e vedere i risultati, perché uno dei grossi problemi delle opere pubbliche in Italia è la lentezza. Purtroppo sì. Bene, se non ci sono altre domande, direi che abbiamo raggiunto il limite di tempo che ci eravamo dati. Grazie mille a tutti i relatori per il loro intervento, grazie ancora per il vostro contributo e ci auguriamo di ripetere magari il prossimo anno qualcosa di simile anche magari in altre sedi. Grazie ancora, grazie.